Eccoci. Eccoci qua ragazzi, buonasera a tutti, Ciao, buonasera ragazzi. a tutti. Allora, come va? Siamo in gialla? Che culo, Cioè, ci cambia di molto, ci cambia, gialla, rossa, mettiamo tu poi, siamo sempre a casa, insomma, siamo sempre a casa, perché vedrai, vi vedo bene, ci sa con noi il nostro grande Matte. Ciao a tutti, ciao. 5 in camper, sicché Anche solo uno in questo momento. Ora le da solo, ora non c'è problemi, per quello non c'è problemi, ora in questo momento le tranquille da solo. Allora, Andre, te che mi racconti? Io che vi racconto, ma io sto zitto stasera. No, sì, la sega, ascoltami, chiacchiera un pochino, che sta zitto, sta zitto. No, nel senso, come è andato questo weekend? È andato così. Passiamo avanti, meno male è finito. Sì. Ora c'è la faccetta ad angioletto, ma gli ultimi messaggi di WhatsApp che ho mandato gli arrivava le fiammate dai WhatsApp, gli arrivava, ragazzi, da come gli giravano i tribelli, gli giravano. Allora, saluto a tutti, saluto Matte, eccolo. Eccole! Ciao! Intanto siamo in tre, siamo in tre. Buonasera, è un po', c'è non c'è. Si è addormentato oggi pomeriggio, spesso ci fa, quando si addormenta tardi fa tutta la tirata fino alla mattina dopo, invece si è svegliata adesso, per cui non è che sapeva, lui sapeva che stasera c'era la live, e non poteva dormire, ragazzi, doveva stare sveglio e sta con noi, insomma, un pochino. Non è che potevano essere due in campo, due in live e gli altri tre a dormire. No. Tutti insieme, ed è giusto. Questo è giusto. Saluto tutti gli amici comunque di Matteo e Valeria che ci stanno seguendo. Sì, vedo già la chat che impazza, ci sono un sacco di amici. Ci fa davvero molto piacere. Ci fa davvero molto piacere questo. Guarda, abbiamo con noi anche Tiziano, il nonno, Alfred, grande Alfred. Roberto che non manca mai. Ma non manca mai. Scorro un pochino, Ciao Omar. Ciao a tutti, ciao a tutti. 2 secondi per Omar. Omar, ieri ho visto la chiamata, ma ero a lavoro e mi si sono un po' richiamati, però ci sentiamo domani. Chiamare. C'è Alberto. Bene. Vedo appunto che c'è un bel po' di gente nuova, appunto, che appunto sicuramente amici di Matte. Questo ci fa davvero molto piacere che siete qui con noi, in live con noi. Grazie. E intanto condividiamo insieme questa loro storia, questo loro viaggio, e non solo col camper, ma con 3 figlioli. Sì, ma infatti guarda, avete visto proprio in questo momento un piccolo intervento di quello che è il nostro spaccato di vita normale, insomma, il dover, cioè noi siamo di fronte a una scelta: o combattere come dire, gli imprevisti, no? Puoi programmare quanto vuoi, ma poi loro fanno come gli pare. E poi invece cercare di assecondarli. Anche nel nostro percorso, per chi ci segue su YouTube avrà un pochino notato un po' negli ultimi tempi un po' di cambio di stile, un pochino più easy. Prima lasciavamo, perlomeno durante le riprese, i figli con i nonni e noi facevamo le riprese sempre soli, e dopo, causa un po', visto le nuove disposizioni, nonni da vedere meglio in videochiamata piuttosto che contatto diretto con loro, i figli dove li mettiamo? Li abbiamo lasciati liberi in mezzo a noi. E io me la rifarei a un conte in questo caso. No, però sì, in generale sì, però alla fin fine è venuto fuori forse un video più genuino, perché inizialmente, sai, quando parti fai molta attenzione al fatto che devi essere sempre tutto preciso, tutto perfetto, invece abbiamo un pochino, no, ci siamo un pochino lasciati alle spalle, no, questa ricerca estrema della perfezione, eccetera. Meglio un video con qualche sbavatura, ma che trasmette un po' quella che è la realtà, perché se no di questi 5 in camper siamo sempre io e la Valeria, perché se no
sì, raccontiamoli tutte le vicende e le attenzioni e gli adattamenti che dobbiamo fare per starci in 5, ma degli altri due non si vedono mai, e allora l'abbiamo lasciati un pochino più gironzolare intorno e lasciamo le voci naturali, insomma, che intervengono. Che comunque fanno parte appunto del vostro progetto, del vostro programma che avete, comunque sia, cioè è quello anche il bello dei 5 in campo, bisogna fargli vedere che gli altri 3 lo sono, esatto. E la naturalezza, come ha detto te, secondo me è ancora più bello, la spontaneità del video naturale è ancora più bello, perché progettato, messo lì a puntino, delle volte vengano quelle sbavature nascoste. Esatto, secondo me. Esatto. Invece ovviamente bene o male il tema, no? I passaggi principali del video ce li prepariamo, non è che scriviamo un testo parola per parola, ovviamente, però lasciando loro un mezzo che intervengono, che comunque sia, tra virgolette, disturbano nell'accezione positiva, comunque sia, fa parte del corredo, no? Ambientale in cui viviamo realmente. Infatti, quello è bello. Andre, te comunque parti un po'. Io sono vicino a Matte e a Valeria, perché comunque noi non siamo 5, siamo 4 più 1, che è il cane. Tu sei vicino te. So abbastanza bene com'è la faccenda, però ci faceva piacere comunque a me, Beppe, ecco, che tu ci raccontassi da dove inizia questa passione, ok? Insomma, da dove inizia e come sta procedendo. Intendi in generale per visto dall'inizio a ora, sia i lati positivi che i lati negativi. Dici del camper o del canale? No, dal camper, dal camper a come è iniziato, ad esempio, col canale poi che è entrato dentro. Ok, allora guarda, il discorso passione è una cosa che ce l'abbiamo da sempre, in modo anche inspiegato e inspiegabile, perché non c'eravamo mai stati. Noi considera la nostra prima vacanza insieme con Valeria è stata nel 2005, per cui ne è passato di tempo, e praticamente non so per quale motivo, sfogliando quei Deplian delle offerte dei supermercati, dell'Ipercoop, ci è caduto l'occhio su una tenda e l'abbiamo comprata e siamo andati a fare la vacanza in tenda. Neanche te lo racconto, non avevamo la corrente, per fortuna all'epoca ci sapeva i cellulari Nokia, per cui per una settimana stavi a posto senza caricarlo, non c'era problemi, non avevamo nulla, non sapevamo fare nulla, niente, assolutamente. Lei ci aveva avuto esperienza di qualche giorno e lì d'adolescenza, sì, con le amiche, eccetera, e io proprio zero. E soltanto che è nata questa cosa, cioè da allora noi siamo sempre andati in vacanza in tenda, fino a quando ci eravamo creati 2 kit, uno più completo, insomma, che usavamo per una vacanza di una settimana, e uno da weekend pronto, delle cose molto più semplici e compatte da portarci dietro quando andavamo nel weekend. Per cui ci piaceva questa cosa del dover poter partire e andare velocemente, e mentre andavamo in giro, ovviamente su camping, guardavamo con gli occhi a cuoricino i camper, però era un amore platonico, perché non l'avevamo mai provato, non ci eravamo neanche mai saliti, però per noi era una cosa sempre così, non si potrà mai fare, è una cosa sempre irraggiungibile, finché quando poi a primavera del 2019, dell'anno scorso, così è venuta fuori questa possibilità, abbiamo cominciato a guardare un po' qua là e praticamente abbiamo fatto tutto nel giro dei 448, perché abbiamo guardato, analizzato, confrontato, capito quale fosse la pianta adeguata alle nostre esigenze, individuato, e poi alla fine abbiamo visto solo il camper che abbiamo comprato. Siamo andati a vedere quello, avevamo capito che era quella pianta lì, abbiamo fatto dei confronti a parità di anno, accessori, costi, eccetera, e l'abbiamo preso. Questa è la differenza che c'aveva, era fermo da quasi 3 anni, per cui doveva fare dei lavoretti,
era fermo in un rimessaggio che è anche un centro assistenza che non fa vendita, per cui questo qui non aveva nessun interesse. Certo. Allora io ho detto, guarda, questo cliente qui vende e dismette tutto, e tu potenzialmente perdi un cliente. Io arrivo nel mondo del camper e non so nulla. Tu c'hai da guadagnare un nuovo cliente. Fa una cosa, prendilo. Sì, vieni. Fallo stare con noi. Vieni qua. Vuoi stare? Stai qua un pochino con papà, dai. Ciao Vale. E non ti sente, Vale. ti salutano. Grazie. Di ciao. Mi sentono loro? Sì. Ah, ok, Se tu ciao senti allora. loro. Scusate. E praticamente niente, così è andata. Io ho detto, guarda, fagli le pulci. Ho detto, fagli le pulci, dimmi quelle che devo fare, che non deve fare. Stanno a cambiare le gomme, cioè un po' di anche lavoretti meccanici, ma nulla di che. Per cui ci siamo accordati bene col prezzo e è andata così, di pace. Poi ovviamente camper di che mezzo si parla? Allora, è un Rimor, è un Super Brig 678, è un modello 2006 immatricolato a gennaio 2007 su Ford Transit. Okay. È 2.4, il 137 cavalli, 6 marce. Ok, perfetto. È un mulo. Immagino. Anche oggi io me ne rendo conto. C'ha un passo, magari a causa della rapportatura corta del Transit, magari rispetto a un Ducato un pochino più lento, diciamo, sugli allunghi, ma salita discesa è uguale. Già Se mette quel passo lì, arriva la salita, non sente niente. Siamo stati in montagna, andava su a 40 km orari sui tornanti in quinta. Cioè, ciao. Non problemi. Poi vuoi la trazione posteriore, vuoi la gemellata, vuoi che ci ho trovato le sospensioni pneumatiche, va su che è un piacere, non si corica. Bene. Parliamo di una mole importante, in 7,20 m. Insomma, bello impegnativo. C'è Armandone, abbiamo il nostro Armando. Ciao Armando, qui in live. Scusate, mi fa sempre un po' sorridere quando viene chiamato Armandone. Ma lui fa solo sorridere. No, ma perché è un grande. C'ho le figlie che i figli mi hanno guardato a rotazione la pimpa, no? Il cane. Allora il termine Armandone mi fa ovviamente nessun tipo di parallelismo, neanche estetico. No, sì, assolutamente. Non ha baffi, non ha quelle cravatte improbabili, però ecco, un salutone Armandone. Il nostro grande Armando, sì. Una domanda, ma le misure, quanto è lungo il vostro? Circa 7,20 m. Sì che insomma è un bel mezzo. Dovrebbe essere, no, è 7,18, una cosa del genere, ma un portabici da 4 quando lo apri. Sì, certo. Ecco, insomma, sono sicuramente un mezzo decisamente diverso da adesso. Riprendiamo il saluto che ci ha fatto Armandone quando lui parla del bestione bianco. È un vero bestione nel nostro caso, è veramente un bestione bianco, anche se è un pochino azzurrino primo, ma però inganna un po' il colore, ma è alla fine ragazzi siete comunque anche 5, sicché sì, ma infatti anche il nome viene da qui, e che ha condizionato molto la ricerca. Quando abbiamo deciso poi di raccontarlo nel canale, eccetera, e ci eravamo concentrati sul nome, cercavamo un nome corto, facile da ricordare, ma che ci identificasse in modo preciso. E abbiamo deciso 5 in Camper perché guarda, è venuta un po' così, facendo anche, se vuoi, un po' il verso a, non so, voi siete abbastanza più giovani di noi forse, se ricordate la sitcom 8 sotto un tetto, anni 90. Sì. Loro 8 sotto un tetto, noi 5 dentro il camper. Ma perché 5? Perché, diciamocelo, guardando le piante, fino a 4 va tutto benissimo. Ok, nel momento in cui interviene il quinto occupante, se non vuoi stare a trasformare la vacanza in trasformare il dinette da letto a tavolo, poi le scelte sono ridotte al lumicino. Sono d'accordo. No, scusate, io quando vedo
Guarda, eviterò, sai, sta battuta mi ricorda, io faccio molto la Marcord, se vi ricordate la pubblicità della Peugeot 206, quella un po' con la musica rabeggiante, che aveva una macchina molto ingombrante e spigolosa. Questo si era imbaghito della Peugeot 206 guardandola sulla foto del giornale e comincia, prende la rincorsa e va a sbattere contro i muri per smussare gli spigoli per dargli la forma è vero. della 206. Speriamo che il suo intento non sia trasformare il Rimor. Speriamo di no, dai, speriamo proprio di no, speriamo, dai. Senti, ma una domanda, l'organizzazione che avete, allora, in una, diciamo, io penso comunque sia, avete fatto vacanze di più di una settimana, quello credo proprio di sì, insomma, cioè prolungate, insomma, non spezzata. Come vi organizzate, appunto? Perché io sono curioso di questa cosa, cioè, noi siamo in 3 e non si sa come organizzarci, voi siete in 5. Come fa? Vi portate un carrello dietro anche? No, assolutamente. Assolutamente no. Perché la domanda, guarda, la condivido, perché noi siamo in 3, ok? E il primo viaggio in 4? Siete in 4. Sì, no, va bene. Chi è rivenduto? La bimba è piccolina, sicché diciamo occupa meno spazio. La metà che il siamo in 4, ok? E nel primo viaggio abbiamo portato mezza casa dietro. Che siamo andati nemmeno in 10 quella roba là. Allora, guarda, a livello organizzativo a monte c'è stata la scelta del camper, proprio perché ci dovesse avere gli spazi giusti. In primo luogo, il nostro ha alcune particolarità che lo rendono ottimale per quelle che sono le nostre esigenze attuali. Bambini piccoli, eccetera, motivo per cui in questa fase il mansardato lo riteniamo la scelta migliore per noi in questo momento, per evitare di occupare poi le dinette, eccetera. In primaria, intanto è un doppia dinette, pertanto quella piccola è sempre trasformata a letto in modo tale che è il letto per il quinto, ma al contempo è il posto a capotavola della dinette, l'altra dove ci mangiamo, di quella grande, perché sono una a fianco all'altra, per cui abbiamo 5 posti a sedere sempre pronti, 5 posti a letto sempre pronti, e già è un primo passo. Abbiamo 2 armadi, di cui uno l'abbiamo trasformato mettendo delle mensole in modo tale che abbiamo 5 scomparti, ognuno mette le sue cose lì piegate, i vestiti, mentre l'altro lasciamo per i capi appesi. Già queste piccole cose sono state importanti. Il secondo aspetto è che, essendo un camper grande, pesante, andare a caricare troppo, già stiamo, no? Nei pesi, ecco, già te lascio immaginare appesi a un filo. E il più è meno, anche per noi. Avendo questo spazio abitabile interno, è tutto a discapito del garage che non c'è. Abbiamo solo il gavone sotto uno dei 2 letti del letto a castello. Pertanto lo spazio è così e ci si mette quello che c'entra. Quello che non c'entra sta a casa. Conoscendomi è stata una gran cosa, perché se io avessi avuto il garage, io sono convinto che mi sarei ritrovato l'estate con le catene e l'inverno con i giochi del mare. Sì. Perché, capito, sistemi le cose, tutto un castrato perfetto, te lo guardi, che bel garage ordinato che c'hai, adesso togli le cose, se si spostano, fanno rumore, e invece in questo caso è stata più semplice, già in questa fase. Seconda fase è quella anche di ottimizzare gli spostamenti. La nostra vacanza più lunga l'abbiamo fatta l'estate scorsa, siamo state per 2 settimane in Puglia. Bello. Spostandoci ovviamente in modo continuo, e abbiamo approfittato degli spostamenti nel rifornirci, per cui per fare la spesa eccetera, per cui una cosa molto semplice in questo modo, per cui spezzando i viaggi e poi ecco, ripeto, da uno spostamento, ricordo che nella tratta da Ustuni a vicino a Porto Cesareo eravamo a Porto Lapillo, Torre Lapillo, scusami. Torre Lapillo, sì. Esatto. In quella tratta lì ci siamo fermati a Brindisi,
supermercato, siamo andati, abbiamo caricato direttamente sul camper e loro hanno pranzato in dinette mentre io guidavo, insomma. Molto semplicemente, per cui organizzazione sotto questo punto di vista, cercando di ottimizzare principalmente i spostamenti. Invece, diciamo, dove siamo un po' lenti è sul riuscire a partire realmente, perché avanti che si alzano tutti e si preparano e caricano le cose. Noi molto spesso partiamo nel weekend, piuttosto che partire il sabato mattina, che significherebbe partire alle 11, perché se no alla fin fine tra che tutto partiamo il venerdì sera dopo cena, dormiamo dove capita e così la mattina io presto ci alziamo, i figli dormono, li rimetto sui seggiolini, certo, e continuiamo. Quando se svegliano loro siamo arrivati. Per esempio noi, essendo di Perugia, spesso quando andiamo, che ne so, lato Adriatico, ci fermiamo a Colfiorito, c'è l'area sosta comunale a 3,50 € a fianco alla caserma dei carabinieri, è aperta, è alla fiducia, tu arrivi e lasci i soldi al bar, e partiamo la sera, arriviamo lì, tiriamo il freno a mano che loro già dormono, li metto sui letti, li disposto e poi magari la mattina alle 7 ripartiamo. E così già abbiamo risolto un problema i tempi per la partenza. Certo, già lì. Sì, e poi se no capita anche di fare soste improvvisate. È stato l'anno scorso, andavamo verso, dove andavamo? A mio compleanno, che siamo fermati a Tarquinia e ci siamo fermati per caso guardando su un Google Map, c'era un'area di sosta comunale bellissima, erano delle strisce blu, però con la luce, con i servizi, con tutto, carico, scarico, non ci serviva per carità, però c'erano, quando li troviamo è piacevole, e a un paesino che si chiama Vitorchiano, provincia di Viterbo, che se non fosse stata per quell'improvvisata l'avrei mai scoperto. Siamo usciti là, paese carinissimo, poi c'era la festa con la musica eccetera, noi eravamo lì, ci siamo bevuti una birretta che era la sera del mio compleanno mentre i figli dormivano in pace e seduti a fianco al camper, e la mattina dopo se loro sono svegliati che eravamo arrivati al mare. Ecco, questo è il secondo, uno degli aspetti che abbiamo poi sperimentato, il partire la sera e farli dormire lungo il viaggio. Matte, scusami, c'è la domanda di Armando. Sì, com'è? Allora, com'è? Non te lo so dire. Non te lo so dire perché questa forse è ancora un po' una cosa nostra, non volete provarla ancora? No, non ci è mai capitato. Ok. Ci sentiamo piuttosto ancora, essendo novellini in assoluto nel mondo del camper, ci sentiamo un po' poco sicuri a non avere un punto d'appoggio per qualche servizio eccetera. Tieni presente che con 5 la cassetta si riempie in 24 ore, per cui ce n'ho una di riserva, per carità, però sappiamo un po' il contenuto, non è che è sempre piacevole sta armeggiare con queste cassette, insomma. No, ecco. no, assolutamente. Di contro ti dico, non ci piace molto, preferiamo non andare nei camping perché gli orari, a quell'ora si entra, a quell'ora si esce. Preferiamo le aree sosta perché sono un pochino più libere, ci danno un pochino più di libertà di entrata-uscita. Questo, principalmente questo. Però diciamo, ripeto, magari è una cosa ancora legata alla nostra inesperienza del andiamo su un posto e non sappiamo dove stare, non ce la siamo ancora sentita, anche perché, ripeto, il mezzo è ingombrante, abbiamo tante necessità con i bambini, eccetera, è una cosa che magari ecco, non ce la sentiamo ancora molto, ecco. Ma infatti, Matte, guarda, ti dico, un po' anche perché comunque il tuo è un 7,20 m, sì. Fare libera, a parte le comodità, come dicevi ora, fare libera con un 7,20 m, insomma... Non è semplice. Se prendi il camper, lo fermi in mezzo alla strada e fai libera perché, insomma, non passano... Cioè, per noi... la vera esperienza libera è trascorrere la notte per spezzare il viaggio. Cioè, l'abbiamo fatto quando quest'estate che siamo andati in Trentino, in tutti e due casi siamo partiti facendo il viaggio la notte.
Per cui ci siamo fermati un po' dove cioè, sono quelle libere obbligatorie, diciamo. Questa ecco, è il dormire in giro, è questo, dentro magari l'autogrill o giù di lì. Ti dico la libera più brutta, tra virgolette, la più bella in realtà perché andavo in un posto, ma la più brutta perché cioè, la notte all'autogrill Cantagallo a Bologna. Cioè, sì, conosco. Quella è stata veramente... Io volevo intanto fare, scusatemi, un saluto al nostro zio Flavio, scusatemi se vi bloccavo, ma volevo salutare il nostro grande Flavio. Ciao! E poi appunto sì, no, è proprio quello il discorso. Allora, assolutamente... Ma ti giro, scusami, senza bere, vedi, ora vado a prendere da bere perché... Io infatti mi si seccava un po' la gola, ho preso un po' di... C'è la domanda di Will. Ah, sì. Tornanti? No, sinceramente no, per questioni che dicevo prima. Probabilmente per via... È molto stabile, dicevo, complice la trazione, il gemellato, complice le sospensioni pneumatiche, non si corica per niente, e invece per il resto, essendo molto a corto come passo, come rapportatura, mi ci trovo benissimo, sia in salita che in discesa. Sperimentato oggi stesso, proprio scendendo dal Terminillo, c'erano curve impegnative. Certo, devi fare sempre un pochino l'attenzione, le frenate decise ma brevi, per cui sempre un pochino fare un po' l'elastico, no? Per evitare da appesantire i freni, ma frena a motore discese molto ripide, io riesco ad andare giù tranquillamente in terza senza neanche toccare il freno. Ogni tanto qualche colpetto per rallentare un po', ma senza neanche accompagnarlo col freno. Ha un freno a motore veramente forte, veramente deciso. Senti, invece la passione, chiamiamola passione, comunque, come nasce il canale di 5 in Camper? Nel senso, prima sicuramente nasce il camper... Andrea, un secondo ma sento, un secondo. Basta che non va bene. No, si bene ce l'ho dietro. Aspetta, come nasce la passione, cioè, come nasce il canale, ecco? Allora, il canale invece è stata contrariamente all'idea del camper, che è stato invece quasi di pancia. Invece è stata una scelta molto ragionata, perché come vi dicevo un po' fuori onda, io per tutt'altra ragione già lavoro sul mondo YouTube da diverso tempo, nel mondo della tecnologia, ho a che fare poi tra l'altro con una testata giornalistica vera e propria, e pertanto avevo già un certo know-how in quello che si trattava di montaggio, attrezzatura, eccetera, per cui partivo un pochino avvantaggiato sotto questo punto di vista. Ci è venuto in mente perché ci eravamo resi conto che raccontavamo sempre con entusiasmo un po' quella che era la nostra organizzazione, che soprattutto è nata molto sull'esperienza. Abbiamo provato, abbiamo fatto qualche valutazione e abbiamo visto quello che ha funzionato, e ci eravamo un pochino resi conto del fatto che ci siamo detti, ma certo, se avessimo trovato queste risposte online prima, che non avevamo trovato quando abbiamo cercate, magari potrebbe essere una cosa utile. Spesso abbiamo visto, io non sono tipo da blog come mia caratteristica, è una cosa che non mi ci sento molto a mio agio, per cui raccontare il viaggio, la cosa, anche perché poi te lo dico, in molti ce l'hanno chiesto, ma perché non ci raccontate durante ragazzi? Io ci ho provato, ma le mani sono 2 e i figli sono 3, sono più degli occhi, per cui è sempre il discorso. Vi ricordate il gioco dei 4 cantoni, no? Quelle che si faceva con le serie, c'era sempre uno che rimaneva fregato, e qui i figli sono più degli adulti, sono più delle braccia libere per racchiapparli, sono più degli occhi per guardarli, e è impossibile, era impossibile. Allora abbiamo detto, ma perché non facciamo un canale basato su quella che è l'organizzazione, ok? Che cosa ha funzionato, come fare questo, cosa fare quell'altro.
E penso che questa è stata un po' la cosa che ha funzionato più di tutti, è stata raccontiamo la nostra inesperienza. Io sono abituato infatti a farlo dall'altro lato, cioè io sono l'esperto di tecnologia che parlo di tecnologia e la gente mi chiede cose perché si fida del mio giudizio. Raccontiamo invece quello che siamo veramente, facciamole il nostro punto debole, l'inesperienza, il nostro punto caratteristico, cioè raccontiamo le cose per così come stanno. Fatto, noi abbiamo provato questo e ha funzionato così. Se c'è qualcosa di meglio, ditecelo. Oppure magari lo chiediamo a qualcuno di più competente, cosa che abbiamo fatto ogni tanto. Sono intervenute persone all'interno del canale che abbiamo visitato noi, piuttosto che direttamente come interventi esterni nel canale, chiedendo delle cose più tecniche, perché io non lo so. È una domanda che ci siamo fatti in molti e questa è andata. E poi ecco, anche basandosi su delle cose che sono state... No? Ci dicono che non ci sentono? Chi è? Dove lo dico? Qualcuno in particolare? Di noi tre o non sentono tutti? Sentono basso? Ma non funziona. Io sono entrato su YouTube, ma non si vede e non si sente. Dicono che non si vede, ci dicono sulla community, ce lo dicono. Adesso indaghiamo, insomma. C'ho la moglie che approfittando che tanto Giovanni non dorme, fa un pochino di questi, indaga un po'. Ma hanno in particolare un po' tutti i problemi. Allora, no, sentiamo qui intanto sulla live. Io sento bene, vi si sente bene? No? Noi vi sentiamo. Non lo so. Ci vedete anche, giusto? Io adesso mi stai... Vi rimetto, vabbè, digli che gli rimando il link, così almeno alla live, così almeno... magari vi avviano e... Sì. Ok. Va bene, gli rimetto il link, perfetto. Scusate la piccola... No, anzi, assolutamente. E ecco, allora, questo Sara Carpe, io penso sia del tuo gruppo. Sì. La andrò a seguire perché ora stavo guardando anche l'immagine. Loro sono in 3 e più 2 cani. Infatti dicevo, loro invece fanno un blog molto articolato sui viaggi, eccetera, fatto molto bene, molto report di viaggio, molto interessante. Bene. Invece, tornando al discorso nostro, un'altra cosa che pensavamo anche quella di fare dei racconti che poi magari sembrano banali, no? Mostrare le cose anche facendo una prova e vedere come va. Noi abbiamo avuto un picco quest'estate. Noi abbiamo lanciato il canale a metà di giugno e i primi di agosto abbiamo avuto un picco che è stato un'esplosione, ma lo vediamo più che altro dalle statistiche che ci restituisce YouTube, che l'ha sparato tantissimo. È stato il video della doccia, dove, cioè, questo magari è strano perché a me sembrava una cosa abbastanza banale, no? Vediamo come si fa la doccia in camper, che va fatto, quanta acqua serve. La cosa più banale che mi è venuta di fare è farmi una doccia in diretta, ovviamente non mostrando, no? Le zone sensibili. Era con la cappatoia. E poi andare sotto a raccogliere l'acqua per vedere quant'era. Mi sorella quanta acqua... col secchio. Sì, cioè, che per me è stata, ripeto, una cosa abbastanza... Quando l'abbiamo decisa con Valeria, lei, santa donna, molto paziente, è abituata a sopportare anche i vari test che sono costretta a fare per lavoro per gli oggetti tecnologici. Qualche volta oltre allo studio me li riporto anche in casa per ovvie necessità. Ho avuto un picco in cui abbiamo avuto 5 robot aspirapolvere in casa, cioè dovevamo fare lo slalom. Un giorno ho fatte partire 2 che sono anche scontrate, abbiamo fatto anche la lotta per vedere che succedeva, insomma. E quando l'abbiamo deciso, lei abituata a vedermi a fare queste cose, è stata anche sua l'idea di fare questa prova tecnica. Per me è la normalità, cioè io
racconto un servizio, un prodotto, faccio vedere come funziona. Cioè, Certo. è una cosa normale. Certo. Per cui per me è stato normale fare questa cosa. E invece è stato... A oggi è il nostro video più popolare, è rimasto ancora questo, insomma. Sì, ma guarda, io penso che secondo me la scelta diciamo della modalità del vostro canale, chiamiamo così, l'argomentazione, è molto interessante, perché per chi ci segue, che magari è gente che al nostro pari livello, parliamo così, è bello comunque dire, ok, abbiamo tutti e due il camper, siamo tutti e due inesperti, io posso rubare delle idee, ma anche stesso magari, non so, sul fatto della doccia, no? Non è perché hai fatto la doccia lì così, però uno già si fa un'idea di quanti litri ha usato una persona, capito? Se uno sa che sono in 5, usi 5 litri, sai perché per fare 5 docce ci vuole questo. Esatto. Sì, che No, sono cose comunque... basilari, magari chiamiamole stupide, tra virgolette, però importanti, perché se te ti trovi in libera, chiamiamola così, in libera, e non c'è più acqua, considera che magari senza acqua, a parte non ti fa la doccia, non puoi fare altre cose, e magari se non hai nemmeno l'acqua da caricare per fare la pasta, insomma sei a zero. No, ma che poi al di là di questo io sono uno di quelli, noi siamo quelli che proprio il camper lo vive al 100%, benché siamo soliti non fare sosta libera, ma comunque lo sfruttiamo al 100%. Cioè, se io sono su una struttura dove c'è fisicamente il bagno, io comunque non è che dici vabbè vado al bagno e così non riempo la cassetta, no, io comunque vado al bagno mio. Cioè, c'ho le docce, io comunque mi faccio la doccia sul camper, perché mi piace. Mi piace, certo. non mi piace andare in giro. Abbiamo voluto un camper che ci permettesse di essere autonomi, perlomeno a livello di impiantistica, diciamo così, però, certo. E così facciamo, insomma. No, che poi è il nostro spirito, è quello dell'essenzialità, perché alla fin fine, cioè, noi non abbiamo l'inverter, non abbiamo condizionatori, abbiamo pochissime cose, pochissime. Anzi, cerchiamo sempre di renderci appunto autonomi in tutto. Comunque, per esempio, abbiamo tutto che ovviamente del phone, che si può usare anche quello si usa pochissimo, dove sei, perché poi anche le colonnine non tutte reggono, no? In piccole potenza così alto. Però per esempio una cosa che una banalità, con meno di 20 euro ci siamo comprati un adattatore da accendisigari che ha altre porte accendisigari e USB, e noi facciamo tutto con quello. Cioè io ho il computer portatile che si carica con l'USB, schede le batterie, fotocamere, tutto va con l'USB che è 5 volts, per cui basta quello. La televisione è 12 volts, basta quella. Cellulari, carichiamo tutto con quello. Cioè comunque, guarda, siamo collegati con la rete elettrica, noi di 220 non ci colleghiamo mai niente. Certo. È solo un fatto di caricare la batteria e basta. Solo per tenere attivo, ecco, insomma, per il frigorifero, la cosa bella è proprio per la stufa, basta. Certo, è proprio vedere dei video dove si vede le persone al naturale, nel senso come veramente ti affronti quel viaggio. Io ti dico però, per me, no? Il fatto di fare un viaggio e magari non riprendere tutto, mi piacerebbe farlo per far vedere alla gente magari anche il posto, però ho capito una cosa, che in quei momenti là poi è difficile di viverli, ok? E me le voglio vedere al 100%. Perché già il fatto di essere con la macchina, diciamo col cellulare, e riprendere, e ti perdi dei momenti, ok? Sicché mi piace fare degli spezzoni dove magari poi le monti tutte insieme, però ti sei goduto un po' la famiglia, un po' il posto, Guarda, su questo mi ci ritrovo molto, tant'è vero che io, infatti quando spesso ci ritorno sull'argomento ci dicono, no, di fare qualche video, racconto durante il viaggio, è che se io durante il viaggio devo pensare di fare qualcosa per il canale, cioè non mi vivo quel momento, anche al di là del fatto di non avere materialmente il tempo, e tant'è vero che è una cosa che abbiamo adottato da qualche tempo,
benché sono un integralista della tecnologia e del digitale, abbiamo fatto un percorso inverso. Abbiamo una macchina fotografica istantanea da ormai qualche annetto, e spesso per noi quella diventa la macchina delle vacanze, per cui ci poniamo questo limite di andiamo in vacanza, ci portiamo 2 cartucce da 10 foto, per cui hai 10 foto per tutta la vacanza e te le devi far bastare. Ovviamente poi magari te la fai per quel cellulare da mandare all'amico, da condividere, eccetera, ma poi si perde un po' su quell'universo digitale dove c'è di tutto e di più non catalogato, buttato là, tutto insieme. Invece, se vogliamo rivedere quelle foto lì, è un attimo. È sempre, perché sono poche, sono immediate, sono limitate, cioè solo quelle, per cui te devi scegliere il momento giusto, il punto giusto. Dici, guarda, questo è il momento giusto per poterci fare una foto. Ma se dovessi pensare che quello è il momento giusto di fare una foto senza limitazioni, ne potrei fare 200, 300, ma poi magari me le perdo, insomma. Io guarda, ti dico una cosa bellissima, no? Io ho la bimba che a febbraio fa 2 anni, ok? Il bimbo di 6. La bimba ha iniziato a fare i suoi primi passi, ok, tra virgolette, diciamo a un anno, ok? Sì che è stato bellissimo. E se in quel momento, ed eravamo fuori col camper, se in quel momento là avessi fatto dei video, ok, magari da pubblicare, mi sarei perso quel momento, che è un attimo. Perché poi alla fine il primo passo è percorrere col cellulare te cascava, capito, bravo, e sono secondo me le cose più belle, ecco perché però ti dico, il video a me piace molto quando è naturale, cioè magari vedere dei pezzi in una giornata, anche un pezzo di 2 minuti, ok, però te ti sei goduto il resto. Esatto, è vero, cioè è normale che durante la vacanza, cioè sicuramente devi diciamo, non puoi dire cacchio, poi il video per tutta la vacanza mi metto lì se no davvero ragazzi a parte ti rovini la vacanza. No, anche perché se tu mi chiedi adesso mi fai vedere una foto della vacanza, che adesso dovrei mettermi a cercare sulle cartelle, sulle cose, se tu mi chiedi fammi vedere quella la vacanza, io faccio così, guarda, te le faccio vedere in diretta, guarda. Meglio che in diretta. Eccoli, ce le teniamo qui sempre a disposizione, così i figli quando le vogliono vedere sono queste qua. Sì. Cioè, allora, ora questa cosa, vedi, di stampare è diventata una cosa che in pochi facciamo, che comunque sia però è carina, perché vedi, prendi e te la guardi. Noi l'abbiamo vissuta al contrario, no? Abbiamo visto l'evoluzione, e invece per loro no, per loro la foto è quella sul display, non comprendono che la foto potrebbe essere un oggetto, a ogni foto corrisponde un oggetto, per cui mi è piaciuta molto sta cosa e ci ha aiutato molto a staccarci e questa è proprio la vera risposta dal fatto che noi, il canale è una cosa e poi quando stiamo tra di noi è un'altra, più o meno. Difficilmente riusciamo un pochino a integrare i due mondi per una questione proprio di praticità, insomma. Sì, no, è vero. Esatto, c'ha ragione Sara, in vacanza siamo in vacanza, è vero. Siamo in vacanza, è vero. Sono d'accordo, sono pienamente d'accordo. Allora, aspetta, stavo leggendo. È vero, guarda. Grazie. Spezzo 2 secondi, però Omar, vedo, leggo. Il suo canale, che è veramente un bellissimo canale, che è un posticino proprio. Sì. Anche per Omar, come per noi, perché alla fine noi si nasce tutti da inesperienza col camper. Ok? Abbiamo acquistato il camper, abbiamo fatto le nostre uscite, i nostri sbagli, i nostri errori. Tutti siamo rimasti senza acqua nel camper, almeno una volta, almeno credo. Okay? Per noi è successo così. E Omar ha fatto un canale che è molto, molto interessante perché oltre a dare degli aiuti, okay, delle info a molti utenti, fa vedere anche i posti dove va. E lo fa col drone, a parte che ho visto oggi l'hai rotto, meno male c'è l'assicurazione, però fa dei video molto belli, molto interessanti, che infatti si vede anche dagli utenti che lo seguono. Okay, in poco tempo ha fatto tantissime iscrizioni, e ci fa veramente piacere perché sono delle cose che interessano, capito? Sono veramente belle. Sicuramente, certo, sì.
Sì. Allora, io faccio Sì. Luca, devo fisciare il cane e mettere a letto il bimbo, viceversa. Allora, anche insomma, le venci. Ecco, a proposito di cane, Marte, avete mai pensato di prendere un cane per farvi compagnia o non avete bisogno della compagnia? Ti ringrazio per il pensiero, ma siamo ben sistemati così. Non vi serve. Oh, non vi Matte, serve. ti dico questa, ok? E noi siamo in 4 più il cane. Sì. Il cane è il minimo dei problemi. Me lo immagino. Sì, quello sicuramente. Se ci fanno un cambio può darsi. Sì. Ciao Dani! Ma appunto dicevo, i bambini comunque sanno, se si può sapere, l'età? Sì, come no. Giovanni 3 anni e Benedetta 8, Federica 6, per cui 8, 6, 3. Questa è Sì, che comunque sono tanti e frequenti. Sono tutte e 3 piccolini comunque sia, sicché bisogna... Sei vissuto, un minuto solo. Bisogna che devono essere gestiti, ma nei periodi appunto, cioè la mattina così, come vi organizzate? Cioè svegliate insieme, gli preparate insieme, come... Solitamente si ricalca un po' la scena casalinga, dove c'è la più grande che rompe le scatole a tutti. Si sveglia la mattina e papà, mamma, chiama tutti, fa il gallo, diciamo, insomma. Vengono tutti svegliati, certo. Poi dipende dall'attrazione del momento. Stamattina noi abbiamo approfittato questo ultimo weekend, venerdì sera in extremis, quando abbiamo compreso che questo weekend era l'ultimo di semi-libertà, diciamo, stando attenti a tutte le varie condizioni del caso, abbiamo deciso di partire questo weekend. Siamo stati via 24 ore, giù di lì, insomma. Per cambiare area, insomma. Esatto, e siamo stati, prima esperienza sulla neve, e stamattina infatti la sveglia è stata abbastanza presto, insomma. Prima delle 8 già eravamo alzati, tornavano super eccitati, insomma. Per cui è stata abbastanza sbrigativa, benché, come puoi immaginare, avanti che tutti si alzano, fanno colazione, vanno al bagno, lavano i denti, si vestono e tutto quanto. Guarda, il tempo passa. Guarda, questa credo che non l'abbiamo mai raccontata pubblicamente a nessuno, ma Valeria, quanto tempo ci mettiamo a parte la mattina? Un paio d'ore, ma tranquilli, un paio d'ore. La mattina ci vogliono. Che vai al mare o meno, 2 ore da che ci salza a che si esce dal camper, 2 ore se ne vanno, perché poi dopo al mare e la crema prima di andare e te sei ricordato i giochi. Oh, ciao, ma vedo che di qui danno a letto, non c'hanno tutti tanta voglia. No. Giovanni, c'è una collega, vieni a vedere. Va bene, no. Saluta, vai. Ciao. No, io le altre sono a letto, per fortuna. Però non è poco dormono, insomma, anche se lui Giovanni fa un po' di cazzata. No, ma lui, ecco, ripeto, oggi ha sfalsato un po' l'orario perché si è addormentato sul viaggio, ma se no, generalmente a st'ora dormono sempre tutti, perché ci alziamo abbastanza presto la mattina. Ragazzi, i primi passi di Claudia, ok, sono stati fatti a San Marino, al raduno, il primo raduno che fece Alessandro di Arcadia. Insomma, no, ma per loro, guarda, considera, attualmente la situazione è questa: il martedì e giovedì ho le bambine di 8-6 anni che fanno atletica e la sede della pista d'atletica dove fanno allenamenti è di fianco a casa dei miei genitori, e che mia moglie Valeria li accompagna e c'è anche Giovanni. Solitamente quando è primavera, quando si sta bene, a fianco c'è il parco, stanno quell'oretta che aspettano, stanno lì al parco giochi. Ma quando piove o adesso magari che è freddo, magari non è così piacevole star fuori, poi è dalle 5 alle 6 del pomeriggio, adesso è buio, e loro, essendo a fianco a casa dei miei genitori, e loro vanno sul camper. Cioè lui si fa il martedì e giovedì un'ora di camper, vanno
guarda, gioca, disegna, c'ha il succo di frutta, c'ha le sue cose. Vedi, gli piace comunque, è carino comunque sia perché sta cosa loro sono tutti innamorati. Bene. Penso sia anche una bella cosa perché comunque guarda, in generale, condividerla è meglio. Io dico spesso questo, magari a noi ci è capitato quest'estate, anche poco tempo fa, ci ha contattato una giornalista di un giornale locale, insomma, per raccontare un po' la nostra storia, e lei non aveva capito, non ne sapeva nulla, né di noi né in generale del camper, per cui ci ha fatto un sacco di domande, ha fatto, ma avete dei viaggi particolari, chissà che quale mete? Ha fatto, ragazzi, ma fatto noi viaggi particolari, lasciando perdere 2 settimane che abbiamo girato la Puglia l'anno scorso, o quest'anno che siamo stati 4-5 giorni sul Trentino, non abbiamo fatto chissà quali mete o chissà che viaggi lunghi o che posti, che panorami mozzafiato. A noi ci interessa andare via, cioè a noi ci interessa staccare, perché se rimani il weekend in casa, il weekend significa lavatrici, significa rimettere a posto, combattere convincendo le figlie a fare i compiti, significa, poi tanto dice vabbè te riposi, ma poi che dici? Ma io posso riposare e c'è il garage, andiamo a rimettere a posto il garage, ma ci sono le foglie sul giardino, che non togli le foglie, certo, cioè no. diventa veramente l'esigenza di staccare, anche perché poi molto spesso, è una cosa che dico spesso alla Valeria, è questa, è che noi ovviamente, essendo in tanti, essendo 5, lavorando e tutte le cose da fare, ne spesso ci dividiamo, nel senso, è ovvio, no? Fatto, vabbè, allora io vado a fare questo e tu vai a fare quell'altro, mentre tu fai questo e io faccio quest'altro, per cui fisicamente non ci vediamo mai, perché magari uno sta a fare una cosa e ne fa un'altra, uno sta in giardino a sistemare e uno sta dentro casa, uno va a fare la spesa e uno sta a fare un'altra cosa. Dentro al camper sei dentro a un piccolo monolocale praticamente, per cui qualsiasi attività fai, anche se te la distribuisci, sei comunque inevitabilmente a contatto. È forse l'unico modo per riuscire a conciliare questa cosa, che poi dopo alla fine è il momento anche per creare nuovi attriti, perché stanno sempre più vicino, però magari anche il momento per risolverne altri o decidere di lasciarli perdere, insomma. Guarda, io penso nel camper non c'è, Andrea ride già perché già si immagina la battuta. Nel camper sicuramente non ci sarà problemi del quarto, sicché non c'è verso. Non c'è ascolta, guarda, noi siamo arrivati a una condizione tale che abbiamo dovuto passare a contromisure importanti. Io dico, quando mi fanno battute similari, penso al sarcofago del quarto reattore di Chernobyl, no? Con l'acqua di cemento armato. certo. No, a parte insomma, che poi ci si attrezza, insomma. Sì. Anche perché a parte l'hanno preso da un anno su per giù, però prima di 4, prima di 3 erano 2, prima di 2 era 1, che appunto. In qualche modo, modo dice. Guarda, ti dico una cosa che per me mi fa bene proprio, perché è uno sfogo, e lo voglio fare tranquillamente questo sfogo stasera. Il fatto del camper, forse ti dico, un anno e mezzo fa, in questa situazione come siamo oggi, cioè chiusi obbligatoriamente, magari avrei detto vabbè, sto a casa, ok, me ne sto sul divano, me ne sto in giardino, chi se ne frega. Da quando ho il camper mi gira molto di più la cosa, per non dire altre parole, perché per me, cioè per noi, parlo per tutta la mia famiglia, il camper è senso di libertà, senso di unione, ok? E la subisco tantissimo come cosa. Ecco perché dico, il mondo del camper è un mondo a sé, e io ho detto, io sarò in ferie fra una settimana, saremo arancioni, ma io prenderò il camper e vado a farmi una mangiata sul mare, cioè qui da me, non è che devo andare chissà dove, però sarà un momento di unione
Esatto. E Sì. molti potranno dire, ma te la fai anche in casa l'unione, ma non è così. Ma non Perché è la poi in stessa casa cosa. uno gioca da una parte, uno va dall'altra, è un altro, sono cose diverse. Sì. E Vero. la subisco tantissimo, guarda, questa cosa qua. Sì, capisco Infatti benissimo. Beppe, anche i messaggi che diceva oggi Beppe, che gli mandavo, perché la gente non capisce cosa, di godersi questi momenti di libertà, ok? Perché ci stanno privando molte cose. E anche se non hai il camper, devi viverti il momento, perché purtroppo ci stanno riducendo sempre di più la libertà e non va bene. Però guarda, vabbè, io ti dico subito, quanto sposo la tua idea, per dirti, noi che era il fine settembre, il 19-20 era quel weekend lì, noi il weekend prima eravamo fermi, avevamo matrimonio in casa, era figlio di mio fratello, per cui eravamo molto coinvolti, poi all'inizio della scuola eccetera. Quel weekend lì era stato un weekend caldissimo e le bambine volevano assolutamente fare, facciamoci un ultimo bagno, andiamo in piscina, noi mare vicino non ce l'abbiamo, andiamo in piscina, ci siamo guardati un po' intorno, abbiamo guardato e c'è una piscina molto gettonata qui in zona con scivoli, cose, abbiamo guardato, ho detto ma scusa, ma se dobbiamo spendere tutti questi soldi per stare un giorno in piscina, ma che ci frega, no, prendiamo un camping qui vicino con la piscina e ci andiamo. Abbiamo fatto 9 chilometri. 9 chilometri. Da casa nostra a Sant'Arcangelo di Magione, qui sul lago Trasimeno, camping con una bella piscina. Siamo andati lì, hanno fatto il bagno in piscina, noi ci siamo fatti, poi dopo tutti fatte le docce in camper, ho acceso il barbecue, abbiamo cucinato, abbiamo mangiato lì, la mattina siamo stati lì intorno, niente. No, delle volte basta anche girare l'angolo. Se andavamo in piscina, eravamo andati e tornati dalla piscina, invece così per loro comunque è comunque una vacanza, capito? Guarda, io parlo con alcuni ragazzi, no? Alcune coppie che hanno il camper e mi sono sentito dire, no? Ma i viaggi devi andare in Francia, in Germania, quelli sono viaggi col camper e io non sposo questa idea. Per me il viaggio è anche farsi 3 chilometri e godersi quella giornata a 3 chilometri di distanza. Per me già è un viaggio, perché non è l'uscita che dici io ho la fortuna di stare sul mare, ok, sto a Livorno, sto sul mare, che io a farmi la girata sul mare è vero che ci posso andare con la macchina, ma vado sul mare e torno a casa, stop. La solita cosa, se io la faccio col camper, sto lì, ok, mi faccio una giornata diversa. Cioè con Beppe quando è venuto a Livorno siamo andati a 20 km di distanza. È stata una giornata completamente diversa, che la posso fare in macchina, ma non è uguale. È certo che no. No, è tutto un altro vivere. Come dicono anche loro, giustamente, per staccare è bene fare anche 10 km. Esatto, Ricky, ciao. Benissimo, dice una cosa giustissima, Ricky, lo saluto, anche lui, ragazzo conosciuto nella community, tra l'altro, in tutto questo abbiamo detto neanche le persone che abbiamo conosciuto, cioè se creano delle relazioni importanti, ecco, allora, molto semplicemente. Guarda, ormai lo sanno tutti, almeno chi ci segue lo sanno tutti. Cioè io e Beppe, ok, l'ho anche pubblicata, è nata una cosa, ok, prima di amicizia, è nata da una live di Ale, dove ha preso 2 bischeri, come dice Beppe, e ha messi su un monitor, ok, a raccontare il loro camper. Da lì ci siamo iniziati a sentire un pochino, poi si è fatto il primo raduno e ad oggi, cioè se te guardi il mio telefono, è pieno di chiamate o di messaggi di Beppe, ok? Ma il mio è uguale, è nata proprio un'amicizia che se non eri uno stalker, Beppe. Sì, ma io uguale, ma anche con i ragazzi. Se non è reciproca la cosa, non è uno stalker. Le mogli non possono essere gelosi, perché quando siamo al telefono siamo sempre o io e lui. Per quello c'è problemi. E tieni conto che anche col gruppo che abbiamo noi di amministratori del gruppo Arcadia, ok, che c'è Luca ora, Gianluca c'è, ma anche lo stesso Omar che non fa parte del gruppo amministratori ma fa parte del gruppo Arcadia, cioè ci sentiamo tutti i giorni. Cioè, ci mandiamo il buongiorno, la mano, è una cosa bellissima che ma guarda, senza anche camper
cioè non sarebbe nata, capito? Ed è esatto. Che poi noi nel nostro caso poi, non avendo mai fatto un evento di questo tipo, eccetera, vista la storia talmente breve la nostra, così recente, si sono create delle relazioni fortissime con le persone che poi non conosciamo nella vita reale, non abbiamo mai visto, e che poi che sentiamo anche fortemente l'esigenza di fare, insomma, di incontrare, di conoscerci, di condividere quelle cose tipiche del camper, perché infatti anche oggi dicevo alla Valeria, fatto, guarda, noi, quando facciamo i conti che carichiamo la roba sul camper per partire, eccetera, quando prendiamo a mangiare e bere, calcolare sempre quel 20% in più, perché comunque sia, c'è sempre da incontrare qualcuno e che fai? Ma fai la cioccolata calda e ci sono i nostri figli che giocano ai figli in altro, e che la fai anche a loro? Sì, no, è vero, sono d'accordo. Capito? Una cosa del genere. Per esempio, anche piccola parentesi che è a dimostrazione di questo, a noi è successa una cosa similare l'anno scorso, quando eravamo proprio a Torre Lapillo, proprio era l'ultima tappa del nostro viaggio in Puglia, e dove praticamente sulla spiaggia del camping abbiamo conosciuto una famiglia simile alla nostra con 3 figli. Ma c'avete il camper? Fatto sì, ma come 7 posti qua, là? Ci ha fatto tante domande perché loro erano fortemente attratti dal camper, l'avevano noleggiato alcune volte e erano desiderosi di acquistarlo. E poi è nata un po', siamo rimasti in contatto, ci siamo sentiti, loro sono qualche mese dopo sono venuti a Perugia per il periodo della che c'era Aero Chocolate, quel periodo lì, sì, per Aero Chocolate sono venuti su, ci siamo incontrati, sono venuti cena a casa nostra, eccetera. E poi vabbè, poi c'è stato il lockdown, eccetera, e ci siamo cominciati a sentire quel periodo lì, e alla fine loro hanno deciso di comprare il camper. Bello. Ci siamo sentiti, io ho dato quelli che erano limitatamente la nostra breve esperienza, i nostri consigli, hanno acquistato un camper, e loro la prima uscita che hanno fatto a fine di giugno hanno fatto un tour, loro poi sono di Avellino, per cui anche dietro l'angolo rispetto a noi, e facendo una sorpresa alla figlia ci siamo incontrati alla loro prima uscita. Beh. Per cui siamo stati insieme alla Cascata alle Marmore, e loro poi continuavano il viaggio verso l'Abruzzo, ci siamo messi uno a fianco all'altro coi tendalini uniti praticamente, tavolata, e ecco, siamo stati insieme, è stata un'esperienza meravigliosa. No, ma sono le cose più belle, guarda, conoscere le persone così sono perché noi uguale, si è conosciuto anche di altri posti dove tuttora sono in contatto, ed è una cosa molto bella. Sì. Poi invece, Valeria, dove eravamo l'altra volta con i ragazzi? Era Peschici che abbiamo conosciuto. Bellissima. Sì, eravamo, invece quella era la nostra prima tappa, perché era quella più vicina. La prima tappa a Peschici, i primi che incontriamo, una famiglia di Terni, che poi dietro l'angolo, casa nostra, e anche lì pianti il giorno della ripartenza, ogni tanto ci scambiamo i messaggi, perché le figlie insomma erano molto, molto legate, insomma. Sì, vedo. Ma infatti, guarda, nel frattempo stavo leggendo i commenti anche prima che ha scritto Alberto della community, e sì, è effettivamente vero, è veramente opportuno fare una cosa del genere. Secondo me sì, organizzare qualcosa per incontrarci è bellissimo, secondo me. Arriverà il momento. Potrebbe, forse, noi non siamo mai stati al salone del camper, e il primo weekend utile era quello, se non ricordo male, era quello del 12 di settembre, sì, che avevamo il matrimonio e non ci saremmo mai potuti muovere. Poi c'era un'importante scadenza per lavoro, poi cominciava la scuola, e poi avevamo capito che era forse un evento un po' sottotono rispetto agli anni precedenti, benché non c'eravamo mai stati. Ho detto, ascolta, fare tutto sto casino, eccetera, lasciamo. Probabilmente già quella potrebbe essere l'occasione per incontrare molte persone,
Guarda, quest'anno l'evento Fiera di Parma 2020 è stato un forte, ecco, è stato un bel evento. Fuori, credimi, perché col gruppo Arcadia siamo stati bene di più. Poi ho visto, infatti, mi è dispiaciuto perché ho visto il video dopo di Alessandro e ho capito che era cioè la vera fiera era fuori e non dentro. Ecco. quello sì davvero. Ma lo sai perché Omar mi sono perso la pasta alle 2 di notte? Perché eravamo, se pensa, con Ale, ok, a vedere il camper di 2 signori, una di Luca perché non partiva più la batteria. Eravamo andati là e alla fine già è vero, sì. Ci siamo persi la spaghettata delle 2 di notte. Beh, la solidarietà tra camperisti è fondamentale. Io ricordo la nostra prima uscita è stata fantastica, guarda. Noi avevamo, non lo sapevamo, non so come mai, per una cavolata causa un cavo lento, l'alternatore non caricava la batteria servizi. Ok? Per cui siamo partiti, frigo a 12 volts, ovviamente non caricato dall'alternatore, ha buttato giù la batteria servizi. Certo. Siamo arrivati tutto spento. Vabbè, arrivo, entrammo, era sera, eravamo a Giulianova, per cui la prima tratta non era neanche vicinissima. Arrivo, attacco la spina, si accende tutto, wow, bene, attacca tutto, sente, gira la pompa dell'acqua, gira la pompa dell'acqua, ma che c'è? Ma chi ha aperto l'acqua? Ma nessuno. Gira la pompa. Praticamente, adesso dopo l'ho capito, praticamente quando stacca così la batteria completamente, sgancia la valvola, non so come si chiama, di sicurezza del boiler. Okay. Per cui quando stacca completamente va ripremuto. Abbiamo buttato 100 litri d'acqua in piazzola. 100 litri d'acqua, ok? Era maggio e il venerdì sera a Giulianova di maggio c'era un'anima, c'erano 4 roulotte dei tedeschi, ma posso andare a bussare ai tedeschi? Quando a un certo punto mi sono messo come indisperato come si dice nelle parti nostre, a fare la luccarella, cioè sta lì a aspettare come in avvoltoio lì all'ingresso, finché ho visto entrare un camper con la targa italiana. Ciao, dove sei entrato? Di lì. Sì, ma tu me devi spiegare una cosa. Come se gli ho spiegato, ho fatto, ma guarda che c'è una valvolina rossa, la devi premere. Cioè, una cavolata, no? Però sono quelle cose alle prime armi, è normale, funzionano così. Se il camper non era il mio, era un camper a noleggio, io lo ridavo e ne volevo sapere più niente. Poi dice, ormai la frittata l'hai fatta, ormai l'hai comprato, te lo tieni. Io guarda, ti dico una cosa, io ho fatto la nostra prima uscita a tratte, no? Che si doveva andare a Gubbio e mi sono fermato a Perugia perché l'avevo già vista, insomma, molti anni fa. Però ho detto, vabbè, andiamo all'area sosta, quella che è Piazzale del Bove. Esatto, quella nuova. Che arrivo, che anche lì, insomma, la prima area sosta, non capivo bene come funzionava e tutto. Trovo un camper con dei romani sopra, dei ragazzi di Roma, che subito mi fanno, guarda, noi si va via, ok? Tieni questi. Mi ha dato dei biglietti del mini treno, mini metro, sì. Mini metro, ok. Che io dico, grazie, quanto ti devo dare? Cioè, per me era la prima esperienza, che sai, il mondo del camper è tutto nuovo, io avevo nonno, però sai, un conto è fartene raccontare, un conto è vivere. Che insomma, mi danno questi biglietti e dico anche a Sara, la mia moglie, faccio, guarda, insomma, sai, sono cose che non ti vengano, cioè è una novità, capito? Anche il fatto di darsi un biglietto del minimetro. Che niente, poi da lì si vede, insomma, poi si è fatto altri giri, altri camperisti che ci hanno visto in difficoltà col cane che avevo prima, che tutti lì a vedere, a dare una mano e tutto. E poi si va in Sardegna quest'estate, arrivo in quel campeggio dove sono stato, trovo un camper di tedeschi, se non mi sbaglio, che io avevo il mio figliolo che si era messo a giocare col suo, non si capivano, ma giocavano alla Switch tutti e due, che Minecraft tutti e due ed erano a posto. E anche loro, cosa mi regalano?
i biglietti dell'autobus. Ho detto deve essere deve essere Deve però sono quei piccoli gesti, no? Che dici, a parte ma la certo, che difficoltà e tutto, che a molte persone mancano, e queste sono sempre cose carine, capito? comunque penso nel mondo del camper ci sono queste piccole cose che quella accanto ti chiede o ti aiuta, ti vuole aiutare o così. Poi vabbè, c'è quello che ti rinchiude dentro il camper da sé, che può essere, diciamo, a solo, per l'amor di Dio. Vabbè, certo. Però è quello la cosa carina, appunto, che il condividere, Sì. tra virgolette, se vuoi o non vuoi, insomma, le cose insieme, insomma, no? Io magari anche dall'altro lato, magari, che ne so, immagino una persona che di lavoro è molto a contatto col pubblico, magari anche un pochino una posizione lavorativa un pochino rompiscatole, magari ci voglia anche presente. c'ha voglia magari nel weekend andarsene in camper e ne avere troppe rotture di scatole, per carità, non è che se capisco che quello vicino magari sì, no, c'è anche quei casi, per l'amor di Dio. Lo giudico per guarda, carità, però in generale funziona, cioè una però cosa secondo me è diverso, però secondo me è diverso, perché quello che vivi, allora sì, ok, dici durante la giornata lavorativa stare insomma in contatto sempre con la gente e così avresti voglia di staccare e stare per cavoli tua, però nella community insomma del camper così sarà perché ci sa le cose, insomma, la passione e ci piace condividerle le cose, cioè, a me per esempio mi gabba vedere quello che ha fatto quell'altro, può fargli vedere quello che ho fatto io, cioè sono quelle cose carine, appunto, che ti fanno anche un po', diciamo, riunire, insomma, con le persone del posto, insomma, della scorsa, insomma, che sia, insomma. Quando poi ci sono anche qualche soluzione tecnica, no, particolare, poi suscita interesse. Noi abbiamo anche approfittato di questa uscita sulla neve per girare qualche clip di quella che sarà poi la seconda parte del nostro video, che abbiamo fatto la prima parte del preingresso, quello invernale. Abbiamo fatto una prima parte in cui abbiamo fatto l'unboxing e l'installazione per vedere come si installava, ma l'abbiamo fatto lì a casa dei miei genitori, e poi manca una seconda parte che è l'esperienza d'uso e poi quelli che sono i nostri giudizi, la nostra esperienza, e abbiamo approfittato questo weekend sulla neve e effettivamente eravamo gli unici ad averlo e molte persone si sono avvicinate, alcuni ho visto che guardavano con curiosità però tanti hanno chiesto, hanno voluto vedere, uno è venuto anche dentro a vederlo, insomma. No, la curiosità comunque è normale, insomma, fa parte certo. Adesso, al di là di questo, perché questa ci dà la possibilità il canale ci dà la possibilità anche di provare degli oggetti, di mostrare degli oggetti, ma ripeto, probabilmente, dico, questo weekend è stato il nostro primo weekend sulla neve in tutta la nostra vita, praticamente. Noi non siamo sciatori, non abbiamo esperienza, eccetera, per cui, o perlomeno per adesso, Io sì, parla per te. Valeria dice parla per te. Io vado a fare la padella sotto il culo, sicché sì. Però io con la busta, quella nera però, Però diciamo, ecco, non siamo stati mossi da quello spirito di guarda, io camperista sciatore incallito è un oggetto che proprio anzi, ringrazio Sara della community che ce l'ha consigliato, un oggetto fatto ci ha detto guarda, questo potrebbe essere un oggetto interessante. A noi personalmente probabilmente non ci interessa direttamente, ma ci siamo resi conto che poteva essere un oggetto curioso e era utile raccontarlo, insomma, ma come abbiamo fatto tempo fa non l'abbiamo ancora portata in giro, quella la porteremo forse, la lavastoviglie. Abbiamo ricevuto in dono da un PR una lavastoviglie. Bene. Diciamo portatile, non è portatile, è una lavastoviglie molto compatta, ok?
e funziona a 220, cioè nasce così, non è che è un oggetto specifico per il camper. Si vedono le lavatrici per camper, questo è proprio un oggetto che non c'entra niente, però ha detto guarda, è una cosa particolare, vediamo che succede, raccontiamola sul canale. Certo. Chiediamo agli utenti che ne pensano. La maggior parte ha detto no, assolutamente, ma alcuni, pochi, hanno detto wow, fantastico, non ci sono stati dei commenti intermedi. Noi non l'abbiamo utilizzata per i discorsi che facevamo prima, va a 220, è ingombrante, tutto il resto, però dico anche, perché no, la libertà è anche questa. Io c'ho il gavone, non voglio usare l'usa e getta, perché alla fin fine quella con un ciclo con 6 litri d'acqua lava tutto un carico completo. Sì, uso 6 litri d'acqua, ma non produco immondizia, non produco, ci potrebbe anche stare, è una scelta libera, cioè noi l'abbiamo fatto per fare una valutazione, insomma, però sono quegli oggetti che comunque sia creano quella cosa. Io ho fatto così, tu hai fatto così, io vengo a vedere sul camper tuo che hai fatto tu, ma guarda che io ho fatto in quest'altro modo, capito? Ma la curiosità è poi è bella. Hai una soluzione tecnica, la più facile dell'oggetto, perché vedi un oggetto nuovo, ti incuriosisci, però in generale anche come lo usi. A noi per esempio stando in camper, guardando le sue aree sosta, ci è caduto l'occhio spesso sulla la tanica dell'acqua, usavano l'acqua a noi abbiamo scoperto recentemente che del perché molti conservano l'acqua di scolo della pasta poi per risciacquare i piatti. Abbiamo saputo poco tempo fa, nessuno ce l'ha mai detto, insomma. Io l'ho appreso da Stefania, la moglie di Ale, perché anch'io la buttavo. Ma lei mi fa, no, ma io ci lavo le stoviglie, nel senso, quello che dobbiamo lavare come piatti o usare. Da quel giorno là anche noi si fa così. Ecco, insomma, e questa è una banalità, ma perché lo sa? Certo. No, ma infatti, è una banalità perché lo sa. Cioè, secondo me ognuno ha tanti piccoli consigli che l'altro non sa. Ma guarda, tra di noi non c'è Daniele stasera, ma fra di noi appena mettiamo un video o magari facciamo le foto compriamo tutti i soliti oggetti. Sì, è vero. Cioè, è vero. Perché lo prova uno, poi si dice tutti. Io ho fatto, per dire, l'ultimo video che è il pannellamento del soffitto, no? Che è un materiale, e io pure lavoro alle Don Marlenne, vendiamo tantissimi prodotti, però per adesso è un prodotto che manca. E non è specifico per camper, perché se vai su Amazon e vedi quei pannelli adesivi, ok, le mettono nelle case, in cucina e tutto. Sì. Con un costo contenuto, ok, e una funzionalità veramente ottima. C'è gente che ha già detto, io lo compro, ma io non faccio pubblicità, cioè io non ci guadagno niente, no? Non è che se lo compri mi lancia qualcosa a me, però mi fa piacere che qualcuno copi la cosa. Sì, ha trovato utilità in quello che hai proposto. È questo l'intento proprio dei video, cioè non è, a me non mi viene in tasca nulla. No, certo, alla fine è quello di condividere appunto le nostre modifiche, le nostre. Guarda, per dirti, Beppe, ci siamo sentiti, faccio la videochiamata, mi manca da fare la cornice. Come la faccio? Perché il camper è curvo in alcuni punti. Come faccio con un oggetto rigido a curvarlo? Cioè è impossibile, diciamo che è noioso. Che Beppe mi fa, guarda, usa il cordino, usa la corda tipo di canapa. E io ho detto, cazzo, è vero, cioè, non ci avevo pensato. Sì. E ho fatto il bordo col cordino. Per farti capire, alla fine è lo scambio che è stato, alla fine ha portato un risultato. E può piacere, non piacere, quello. No, quella è un'altra cosa, certo. Alla fin fine non è detta appunto che quella modifica, quella cosa che si è fatta forse la devi condividere un altro, assolutamente. No, io leggevo la domanda. Guarda, io ho visto il video del tuo telo, quello per mettere i cambiatori. Visto anch'io. Io subito appena ho visto il video faccio, cazzo, lo compro, così, no? Perché poi ho detto, ma che ci faccio? Ce ne sono tanti, capito? Cioè. Però sono andato su Amazon a guardare a giro, insomma, quelle cose là, e poi faccio, bello, interessante, però poi ho detto, va bene, per la mia esigenza io non vado in montagna, o se ci vado e mi vado a fare un weekend, magari mi sta scomodo.
Però sono quelle cose che subito ho detto, cazzo, è utile, perché comunque qualcuno che ha la solita mia passione, che ha il camper, l'ha acquistato, può essere utile. Ecco Sì. che ho detto, poi vabbè, ho detto, per me non serve, stando sul mare è più facile che vada al mare, ecco. Quindi magari trovo una storia da mettere in campeggio o in un'area sosta vicino al mare, mi è più utile, ecco, tutto lì. Sì, Però sono quelle cose grandi, cioè, i LED, C'è. vabbè, quando vedranno i LED accesi miei di Beppe, ciao. No, lasciamo stare, quelli lasciamoli stare. No, passo un po' di domande. Sì. A parte vi salutavano, qualcuno a letto, ma Sì. seguivo il discorso, me ne sono persi. Comunque buonanotte a tutti quelli che sono andati via. Siete andati via? C'è Omar che ci dice questa cosa qui, chi la legge? Quest'estate? Leggi, perché io ci leggo. Allora, quest'estate coppia di camperisti da 20 anni che mi chiedevano come facevo con il condizionatore a noi che abbiamo appena iniziato. Perché Omar giustamente ha un condizionatore portatile di quelli da casa da 800 watt, se non mi sbaglio, sì. perché l'ho preso anch'io. E giustamente dice io, subendo il caldo e tutto, mi prendo non avendocelo nel camper, ha comprato questo condizionatore portatile. E magari essendo una novità, uno ce l'ha da 20 anni il camper, vedi, magari non ci aveva pensato. Uno pensa a comprare il mega condizionatore da mettere sul tetto, tutto, sì. Con 200 euro te la cavi uguale. Io quest'estate in Sardegna con il cane l'ho acquistato perché ho detto se il cane in alcuni punti non può venire, sta nel camper, ok? Non a giornate intere, ma nel camper con 45 gradi non ce lo lascerei mai. Certo. Ho fatto condizionatore portatile col tubo che ho fatto una modifica al vetro con un panino di legno, il cane dentro stava meglio di noi, infatti non andavamo dentro. Cioè, non è una cosa che fuori. Se magari non avessi avuto il cane non l'avrei comprato, okay? Perché magari ne puoi fare a meno, però c'era il cane, ho detto, ne godiamo anche noi. Poi qui c'è una domanda per te, Matte. No, non ci è mai capitato. Non ci è mai capitato questo. Capiterà presto, sicuro. Capiterà sicuramente, capiterà. Abbiamo avuto forse un paio di occasioni, un'intuizione credo a Valeria su un posto che la guardavano due insistentemente e una diceva sì secondo me è lei, secondo me è lei. Gli è parso di sentire, però ecco nessuno ci ha detto ma se voi siete no non siamo no, a noi è successo al raduno, okay, che lì era concentrato, è normale che lì ci può stare, insomma. Capito? Però ho fatto piacere perché poi il canale mio era appena iniziato. Beppe con Cricchetto ha fatto l'esploit, però comunque, insomma, vieni, ci facciamo una birra insieme e nasce qualcosa. Vero. No, la birra nei nostri campi non manca mai. No, neanche da noi. Assolutamente, non deve Infatti, mancare. guarda, Cricchetto non lo nota nessuno. No, guarda, io vi racconto una piccola clip di quest'estate. Accompagnai, allora c'era la mia moglie appunto faceva, la chiamava notte fittizia, sicché lasciai il bambino ai miei suoceri e gli dissi guarda, lei doveva finire a mezzanotte a Firenze e poi ripartiva alle 4 da Firenze. Noi da Firenze siamo una trentina di chilometri. Che gli dissi nel frattempo te arrivi qui a casa e si ritorna a casa e poi ritorni lì e non dormi nulla. Vengo direttamente io col camper lì, si dorme lì, si dorme e poi tu ritorni. La mattina poi verso le 4 lei andò via, si prese il camper e disse vado verso casa. A un certo punto su un viale prima di semaforo mi vedo sta macchina tutto fuori, attraversa, mi si ferma davanti e questo scende dalla macchina, mi guardava così come dire e io oh, e che tu vuoi? Cricchetto dice ma come Cricchetto, ma se tu ci sei qui dici sono qui, sono di Firenze tipo, insomma questo è alle 4:30 di notte, volevo fare la foto insieme a me davanti ai campi, io ascolta in mezzo alla strada, fu una cosa carina, alla fine dopo, lì ti pigli un po' la scacagliola, no? Però fu una cosa carina e bellina perché comunque sia condividere questa cosa, a me mi è piaciuta tanto, poi è normale che si nota Cricchetto perché insomma uno stemma
Non si può Ma annotare. a Parma la gente, che eravamo davanti all'ingresso nord, ovest, cos'era? Non mi ricordo più. Ovest. E c'era una sfilza di camper 80-90 mila euro, 2017-2018. La gente faceva le foto a Cricchetto, ai nostri camper, l'Arcadia con il banderone dei pirati lì. Sì, è vero. Tanta roba. Stava vero bello, sì. Questa è sempre per Matte. Aspetta, Eugenio. Ragazzi, Cricchetto per adesso il Cinebasta non lo compra. Non lo metto. No, neanche noi ce l'abbiamo. Tra l'altro lo saluto, Eugenio lui è uno di quelli che lui non fa parte, non è nella community, però è un affezionatissimo, uno che ci commenta sempre da tanto tempo, per cui lo saluto con gran piacere. E no, non ce l'abbiamo perché sempre per il solito discorso, alla fin fine non ne abbiamo sentito l'esigenza. Riconosco che sicuramente è un oggetto utile il fatto di poterlo utilizzare in movimento, soprattutto sul discorso dell'autonomia, perché è più pratico, però è una cosa in più. Io il sistema di riscaldamento già ce l'ho, ce lo facciamo bastare, basta soltanto... In viaggio come fai? Non faccio. No, non faccio. Non faccio. Ma sono in 5, si scalderà qui il campo, anche solo il fiato. No, ma che devo mettere la stufa? No, ma anche perché allora io ci avevo trovato quando l'ho preso oddio, come si chiama? Manco mi ricordo. Quel sistema perdonatemi, non me lo ricordo. Il sistema che switcha le bombole del gas. Quello che fa in automatico, che tutto pure, soltanto che peccato che non funzionava. L'ho fatto controllare e ho detto guarda, questa è vecchia, è pieno d'olio perché il gas non è più quello di una volta, va cambiato, costa nuovo 300 euro e poi visto che costa così tanto ti consiglio di mettere i filtri costano 100 euro, vanno cambiati una volta l'anno. Ho detto scusa, ma l'alternativa quale sarebbe? Fanno un sistema manuale e in viaggio lo tieni chiuso, e facciamo un manuale che in viaggio lo teniamo chiuso. Manuale è sempre meglio, cosa che se rompe meno, cioè sono anche che le cose, meno roba c'è, meno margini di rottura, insomma. Io sono d'accordissimo. Che poi, se non ho capito male, cioè quel sistema lì ti permette di non chiudere le valvole in movimento. È comodo quando tu fai spegni e accendi, che ti commuta da 12 volts a gas e il frigo. Per quello, perché io, per quanto ho capito, ditemi se sbaglio, in viaggio con la stufa accesa non si può andare perché è una fiamma libera comunque. Certo. La truma non la puoi accendere comunque. In viaggio no, per cui a me tenere sta cosa aperta solo per il gas, io switcho manualmente da 12 a 2V. Non vorrei sbagliarmi, non so se è quello o un altro sistema che in caso di spengimento della fiamma della truma dovrebbe chiudere il gas, non so se c'è questo non lo sistema. so, comunque io avendo, come dicevo, credo, non ricordo se ve l'ho detto sul fuori onda o meno, il nostro camper vive dentro il garage dei miei genitori, per cui perennemente chiuso, per cui l'estate, quando lo prendiamo l'estate è freddo, non essendo stato sotto al sole, per cui durante il viaggio stiamo abbastanza bene. Idem l'inverno, noi siamo partiti ieri mattina, che era abbastanza fresco, sono andato lì, ho acceso la stufa al massimo, sono andato a fare la spesa, sono tornato, ho ricaricato la roba, l'ho fatto girare 1 ora e mezzo con la stufa al massimo e poi sono andato a prendere loro. Certo. Io ho trovato problemi l'anno scorso d'inverno perché io con il mio dietro sia mia moglie che il bimbo avevano freddo, ok? Perché io poi lo tengo rimessaggio all'aperto e ho detto vabbè, quest'anno io Cinebasta non sapevo nemmeno cos'era, che vai a vedere dei video e tutto, e sinceramente da quando l'ho montato io la truma ce l'ho funzionante, però da quando l'ho montato in viaggio nel senso almeno stare senza giacchetto,
vabbè, pur avendo una bella coibentazione, però no, noi ripeto, non avendo fatto viaggi d'inverno molto lunghi, bene o male, partendo col camper riscaldato, quel po' che manda durante il movimento, il viaggio, il riscaldamento del motore, ci siamo più o meno arrangiati. Quando siamo fermi, no, sinceramente problemi non abbiamo riscontrato, anzi, al contrario, credo che stanotte ci siamo alzati verso le 3, Valeria, abbassare il termostato, che sentivamo troppo sì, perché caldo. comunque sia, allora, siete comunque, a parte gli scherzi, ma siete comunque in 5, sicché insomma un po' si scalda comunque davvero l'ambiente da solo. Con la pluma, cioè, poi ragazzi, ripeto, saranno anche 5, ma c'ha 7,20 m, è bene anche quello, Però, ragazzi, ripeto, cioè, finché funziona, perché bisogna cambiare queste cose? Su, dai. Allora, io no. C'era... No, io. No, è una cosa che sta andando molto, ma ripeto, sul discorso autonomia, fino adesso, non avendo fatto, come dicevamo prima, il discorso libera, quella durante il viaggio, eccetera, noi abbiamo una classica AGM da 100 ampere-ora e con un paio di pannelli, basta, insomma, non abbiamo... ce ne avete una, voi ce ne avete? Come? Una batteria? Sì, una batteria servizi, che tra l'altro abbiamo sostituito l'anno scorso, e nel farlo l'ho tirata fuori, stava dando dei problemi e era andata, ha rotto un elemento, era rigonfiata, e abbiamo scoperto che era la batteria originale dall'etichetta, per cui era una batteria del 2007, ha ceduto a dicembre l'anno scorso. E che dici te? Porca miseria. A colpo sicuro l'ho ricomprata uguale. Ho detto, mi sono fidato. Era la Green Power, quella della NDS, insomma. C'è Ricky che dice non vede più nulla. Solo lui, perché gli altri dicono di sì. Sì, gli altri vedono, appunto. Ora tutto ok, dice. Ok, perfetto. Sì, no, anch'io uguale, io sono con un pannello solo, una batteria sulla 100 ampere, ho montato il cinesino, che è quello che in realtà assorbe un po' di più, ma assorbe l'accensione e lo spengimento, perché poi durante il funzionamento fa meno di ampere. Certo, no. Problemi non ne ho. Ok, posso approfittare un attimo, ho dato uno sguardo in tanti commenti. Dimmi se devo mettere qualcosa in impressione. In generale volevo salutare un po' tutti i ragazzi della community, senza far nomi, ho sempre paura di scordarmi qualcuno. Invece chi non è della community volevo velocemente salutare, che ho notato, Eugenio l'ho fatto prima, uno che scrive sempre spesso sui commenti, Pippo lo stesso, nostro uno Pippo che scrive sì, affezionatissimo, e anche il nonno, sì. Mario. Ecco, sì. Che sono personaggi molto attivi nei nostri commenti, mi faceva piacere salutarli, insomma. Gli altri della community sono gente intervenuti spesso, magari non li vedo al volo tutti, perché io guardo, vediamo i commenti di YouTube completi, li vedo ogni tot, per cui ci sta che me li perdo, per cui per evitare gaff saluto tutti genericamente, ma ne ho visti già molti vediamo infatti stasera nella chat nuova gente, appunto, sicché venga dalla tua community sicuramente. No, invece tornando al discorso energetico, forse l'unica cosa che volevamo fare dal punto di vista di intervento tecnico, perché come dicevamo poco, ma che funziona bene, ci piace avercelo, quel poco che ci abbiamo. L'unica cosa che in tanti ci hanno sottolineato, che forse non è molto consona, è che la nostra centralina, col nostro carica batterie, tutto il sistema, diciamo, la gestione elettronica del nostro camper, del Rimor, gestisce fino a, non so,
una potenza 120-150 watt mi sembra di pannelli direttamente dalla centralina stessa senza un regolatore esterno. E in molti ci hanno detto che diciamo non è una soluzione tecnica granché efficace, insomma, per cui valutiamo magari la possibilità di mettere il regolatore esterno per ecco, ottimizzare quello che ci abbiamo, insomma. L'impianto già c'era fatto, però ecco, insomma, in tanti ci hanno fatto una cosa più comoda, cosa. sì, così siamo d'accordo. Allora. Io alla domande non ne ho più. Allora, se ci sono domande che volete fare a Matteo o anche a noi, nessun problema, stiamo altri 5 minuti e poi ci salutiamo. Sì, perché è già un'ora e 35, sì, che insomma. Perché noi si dice sempre di fare un'ora di live, ma poi stiamo talmente bene a chiacchierare. Sia fra di è una noi chiacchierata molto così che scorre velocemente e molto piacevole. A questo punto, ecco, se nel frattempo voi controllate se sono delle domande, io velocemente volevo dire indietro intanto, mentre voi parlate. Ok, dai un'occhiata. Intanto volevo dire noi siamo 3 canali diversi, per cui potenzialmente chi sta seguendo la live in questo momento sono un pubblico abituato a seguire chi l'uno, chi l'altro ancora. Potrebbe anche essere gente finita qui per caso che nessuno segue nessuno dei 3. L'invito è quello dello scambio reciproco, perché probabilmente chi segue i nostri video potrà trovare interessanti i vostri e viceversa, che YouTube è un posto dove c'è per tutti e che sostanzialmente se uno è attratto e interessato ad un argomento, in questo caso è quello del camper, non vige la legge dell'esclusività, per cui se a me, a un utente piace i miei video e piacciono anche i tuoi, cioè se uno guarda il mio può guardare anche il tuo, non la cosa, non sono le squadre di calcio, la tifoseria che è uno o l'altro, per cui molto tranquillamente, ho visto molti ragazzi nella community, troverete molto interessanti i loro video, sono molto più diciamo smanettoni e la cosa mi piace molto. Io sono uno che in generale se la cava abbastanza bene con le cose manuali del fai da te, delle cose un pochino ordinarie, mi muovo un pochino sulle uova ancora sul camper, ma perché sono per una questione mia, perché siccome non lo conosco ancora molto, c'ho un po' paura di sbagliare o di fare interventi invasivi. Parlavamo qualche giorno fa proprio sulla community, sul nostro gruppo, sulla questione del bucare i mobili. Io non ci ho mai avuto il coraggio, non ho mai praticato un buco. Guarda, finché tu buchi i mobili, io ho bucato il pavimento, c'è un dottore che faceva così. Però Matte, guarda, ti dico una cosa, è liberatorio, è verissimo, ti dico, io piano piano, anch'io, anche Beppe, insomma, avendo camper molto più vecchi rispetto al tuo, non per questo che vanno maltrattati, ok? No, anzi, guarda chi ce le tocca è anche noi stessi che ci facciamo dei lavori, te le fai sempre con un po' d'ansia, ok? Come montarcene basso, io ho dovuto forare il pavimento. Certo. Per forza, se no, almeno che non levavo la truma, però lo facciamo proprio anche perché non sono camper portati a fare questi lavori. Che magari se avessi avuto un camper come il tuo, ci avrei pensato 1000 volte prima di forare il pavimento. Sicuramente ecco che, diciamo queste cose qua le facciamo un pochino più tranquilli, perché il camper comunque, insomma, hanno già 30 anni, sono ottimi camper, ok? Però, insomma, ti permettono anche di fare questi tipi. Io c'ho una domanda. Sì. Questa qua. Che ci siamo persi prima. Siamo in 4, considerato insieme integrale. Perché no? Noi abbiamo fatto, guarda, proprio abbiamo fatto un video che si chiamava Vi sfidiamo qual è il camper perfetto, in cui abbiamo fatto vedere
le caratteristiche peculiari delle 4 principali categorie, per cui il semi-integrale, il motorhome, il mansardato e il van, pro e con, diciamo, caratteristiche principali, insomma, per poi dire che alla fin fine il camper perfetto è quello che è ideale per le proprie esigenze. Ti direi, io conosco le persone che ce l'hanno e si trovano molto bene, dipende anche dall'età dei figli, eccetera. Noi abbiamo preferito la soluzione del mansardato per evitare appunto di compromettere la vivibilità della zona giorno dal letto matrimoniale, con la vana speranza, e sottolineo vana, di poter stare magari qualche minuto sul letto a riposarci mentre i figli fanno le loro cose in diretta, cosa ovviamente molto teorica, insomma, però ecco, questa è una via, è una cosa da tenere presente, insomma. È altresì vero che uno degli elementi che abbiamo sottolineato sul semi-integrale è diciamo, il fatto che è in assoluto quello più affusolato dal punto di vista aerodinamico. È sicuramente rispetto al mansardato meno impegnativo durante la guida, anche sui consumi, perché comunque sia dal punto di vista aerodinamico il mansardato è devastante per l'aerodinamicità, per le manovre in alto, ecco, insomma. Ciao, eccoci. Abbiamo il nostro boss. Il nostro boss, sì. Ciao, scusa Matte se ti ho interrotto, ma ho visto i messaggi sul computer e tu ora arriverà anche qui. No, sicuramente appunto, come dicevi te, Matte, dipende anche, ecco, dalle abitudini, dalle esigenze e le abitudini che abbiamo. Esatto, sì, il mansardato è, direi, diciamo, perché no, la cosa più, diciamo, più comoda, perché comunque sia, come ci hai ben spiegato all'inizio della diretta, te con un mansardato la tua dinette è sempre libera, e quello sì, hai più spazi, tra virgolette, insomma, poi appunto tutto dipende appunto dalle esigenze, da come vogliamo vivere il camper, quello sì, esatto, sono d'accordissimo. Però certo è inevitabile che sicuramente il semi-integrale, magari col letto basculante, sicuramente hai un'area, una vivibilità maggiore sopra la testa nella parte, nella fase notturna, diciamo così, e magari anche dal punto di vista dell'impatto durante la guida, con dei riscontri positivi rispetto al mansardato, fuori discussione questo. Dipende da uno o dalle proprie abitudini sicuramente, però perché no? Allora, c'ho un altro, spero che insomma una risposta gli abbiamo data, però poi anche lì devi valutare qual è secondo te il tuo mezzo migliore, cioè dove ti potresti trovare. Sì, sono d'accordo. Perché poi ognuno ha le sue esigenze e ognuno ha la sua pianta perfetta, diciamo. Perfetta. Sì, in base alle esigenze momentanee. Esatto. Magari voi, esempio, ora con i bimbi piccoli, che ti va benissimo, magari quando saranno più grandi, quando non ci sarà, verranno più, magari col cavolo mi prenderei semi-integrale, magari con letto nautico. Certo, sì. Comodo, tranquillo. Questo grazie Eugenio. Grazie mille. Grazie veramente. Vale più di 100.000 numeri e statistiche. Sì. No, è un bel commento. Grazie davvero, grazie. Allora, voi... Ecco Daniele, guarda. È un son della Roma. Allora, il problema è, Daniele, che ti devi mettere gli occhiali. Lui sa perché, ok? Io dovevo mandare il numero di telefono di Andrea a Daniele, ok? Io gliel'ho mandato e lui mi dice: sei proprio della Roma, mi dici le cose e poi tu le fai. L'ho mandato, e tu lo vedi, tu sei orbo, porca miseria. Ma infatti ho detto, scusa Matte, per questo Daniele, non so se magari
l'avrai Ho conosciuto tu. intravisto qualche commento, sì, mi sembra di Ok, sì. questo Daniele mentre guarda i miei Su video qualche live e l'ho quelli di visto, Beppe, sì. no? E lui tutto quello, ma giustamente perché abbiamo anche tante quello che vede fa, io non posso più guardare i vostri video perché poi compro, capito? Perché lui vede le cose e poi le compra. A noi ci fa piacere, forse meno al suo portafoglio, però, però noi compriamo sempre cose limitate, nel senso non facciamo spendere tantissimo. Anche perché noi quello che abbiamo è tutto pagato, sicché Sì, siamo sì, fino alle nostre sì. possibilità. Anzi, io la maggior parte uso È di roba recupero. di recupero. Guarda, anche l'ultimo video che ho messo ora sul canale della pompa, che ho cambiato il posto della pompa, non ho comprato né la pompa, né il filtro e né il mobiletto per fare il gavoncino, perché avevo tutto, perché una pompa me l'aveva portato uno per accomodarla con il cubo a ripigliarla. Ora, se lei in live me la viene a ripigliare. Sì, sì. Filmato per te, Cioè, Sì, ho letto perché lei fa parte della community e ne abbiamo discusso qualche giorno fa e infatti avevo condiviso qual era stata la nostra soluzione pur di non bucare per mettere la televisione. Abbiamo trovato un supporto TV che si attacca a vite, così che si schiaccia su un mobile. No, io penso pur di non bucare. Sara, hai detto la cosa perfetta, il capo perfetto che c'è, è vero. Non c'è, Oppure al rovescio della chiave il lettore inverso, oppure quello perfetto è quello che c'hai tu, quello che ti sei scelto tu. Sì, perché probabilmente che ti sei scelto è che comunque ti dico la verità, non è mai perfetto, perché comunque sia cambierai sempre qualcosa, perché andrai in base alle tue esigenze, cambierai qualcosa. È si adeguerà perfetto affinché sia sempre perfetto, quindi. Sì, bravissimo, è perfetto a primo occhio, però comunque sia, quando lo vivi vedrai delle cose che non sono appunto per le esigenze che vuoi cambiare e cercherai di arrivare a quello che vuoi, insomma. Certo, poi finché non smettiamo di pubblicare video in cui facciamo vedere nuove cose, nuove modifiche, uno è vero, che si è vero, invaghisce è vero. delle cose Anche. Sì. È un circolo vizioso. Sì, è vero, è vero. Qui sì. Ale, grazie. Grazie mille Alessandro, sì. E che sei passato, anche perché anche lui c'aveva la live dalle 9, insomma, dalle 9 fino a che non ha finito, però a noi ci fa sempre piacere. Sì. C'è anche, che poi in realtà fra me e Beppe tutta la colpa è sempre di Ale. Sì, è sempre di Ale. Se lui non faceva il canale, andava con i video, magari tutto questo non succedeva. Hai visto che la responsabilità è colpa di Ale, ma grazie ad Ale. Sì. È così, mettiamola così, dai. Un onere e un onore, dai. Sì, è vero. C'è questa. Aspetta, scusatemi, perché sennò giustamente. Grazie mille. C'è anche Stefi, ciao Stefi. Ciao Stefi. Ciao. Allora, vi saluto, così siete bravi. Ciao William. Grazie. Vedi, è bello quello che ha detto da Alessandro. Aspetta, siamo te, non puoi leggere già dopo. Ah, scusa, una volta che ci vedo. Meno male siamo tutti figli di Arcadia. Mamma mia, ragazzi. Ma te tu dici c'è una 3, immaginate Alessandro e la Stefi, va. Tutti su figlioli. Questa mi fa. Dani, appena ritorno che ti faccio fare un giro next sexy shop. Allora, in 7 anni ne abbiamo cambiati 3. Sempre per la ricerca, no? Ragazzi, così. Ciao Ricky, buonanotte, a presto. Ricky. Infatti, vedi, come dice Alessandro, appunto. Venga a salutare anch'io. No, salutavamo uno che andava via. No, qui si fa le 2.
Ah, allora. Cioè, ma il bello è che più stiamo andando avanti e più gente entra, capito? Sì, sì, Tu non mi allora racconti si perché può. non sento niente. Aspetta, gli devono regolare, se no povera donna. La porina. Eccoci. Ecco, ma almeno vi sento un attimo, perché sento lui che chiacchiera in lontananza. Ciao, con la aspetta che non pioggia. è- Vale, Non ho ora, fatto a ora tempo che di si sentire il sono commento di addormentati, Alessandro, aspetta, fagli rimetti il commento ad Alessandro, Andre. Quale? Scusa, L'ultimo t'ho l'ultimo messo. è... Parlavo un attimo con lei che passavo l'auricolare, in mezzo per... Sì, effettivamente è così. Così appunto. Probabilmente sì, noi ecco, la nostra storia è molto recente in tutto, anche col camper, ma se sta sempre dietro, poi alla fine sì, così cambio, così è finita e poi anche lì si ricomincia. Penso sarà così, credo che sarà così. Noi non abbiamo ancora elementi a sufficienza, ma Sì, è normale, quello in sicuro. passato ho fatto più o meno così con le moto, insomma, la Camilla ha fatto, però questa la lasciamo com'è, tempo 3 giorni già tutto, carbonio, cose. È vero. Comunque io dico una cosa, a me quando succederà, fra anni, fra giorni, fra mesi, non si sa, che dovrò cambiare il camper per qualsiasi motivo, mi dispiacerà tantissimo perché comunque è il primo camper e ci sta dando delle emozioni che Sì. poi magari te lo darà anche il secondo, il terzo, il quarto camper, però Sicuramente, non sarà mai il primo. Ragazzi è tosta, Cioè, Sì. Penso di sì, anche non si se scorda guarda, mai, via. no. penso che essendo così ancora nel nostro caso così recente il tutto, visto quando vai in giro ti capita, li guardi, ce l'hai vicino, quelli c'era a fianco a noi, siamo andati via stamattina, c'era un motorhome Mobil Vetta, c'era avuto se non anno di vita, che oggettivamente era molto bello, però Sì. io è il mio. Ascoltami, io il messaggio dove c'ho io sto, il parcheggio mio è nel mezzo e accanto a me ci sono Laika, ci sono Mobilvetta, ci sono Cartago, cioè proprio il mio è sai, proprio il fazzoletto moccioso, no? Però per me è il più bello. Per me è il più bello. Ma così io faccio anche su un discorso a parte quello di San Peri, Beppe. Guarda, il nostro è ragionamento anche molto pratico. A me piace ogni tanto guardare i camper nuovi, li guardo, vado sui siti e guardo. Intanto, prima cosa, non esistono camper con 5 posti. Per tutti i posti, per noi no. Molto spesso sono omologati per 4 proprio in viaggio, nella maggior parte dei casi. Per cui più li guardo e più dico che dovessimo fare come un camper si dice nuovo, Perugia, ma dovevo sta peggio, capito? No, infatti. Cioè, non c'è una valida alternativa al nostro, né dal punto di vista come pianta, come soluzioni tecniche, ma da quello che mi raccontano tutti, anche da come anche di qualità, al di là della percezione. Qui entriamo in un discorso. Sono delle soluzioni tecniche che magari sono migliori su nuovi e però c'è dei pro e dei contro. Come a parte la tecnologia che parlando tanto bambini, questo sono tutto a letto, c'è in bagno c'è anche dietro lo sgonda, la tecnologia c'è, ok? A parte questo, poi comunque se vuoi si può fare la modifica che cosa? Sono talmente enormi da fuori, dentro, sono più grossi i nostri, hanno gli spazi, sono totalmente diversi, sono molto più ampi i nostri. Sì, ora è tutto garage, ci fili dentro una smart dentro, ogni infili di dentro figlioli, non lo so. Sì, bravo. Sì, no, ho visto, guardavamo piante simili alla nostra, che sono le uniche attuabili. Per adesso per noi. Allora, se li guardo nuovi, la doppia dinette, che c'è la dinette piccola, è trasformabile sul lettino da 140. Sì. Ecco, e già... io ci ho letto rispetto al nostro è un punto a sfavore. Oppure è più piccolo, chi ce l'ha o c'hanno la semidinette, chi c'ha il frigo piccolo, chi c'ha la cucina streminzita, e noi abbiamo il frigo grande, 2 armadi, la cucina L, le dinette la stessa lunghezza. A noi ci è capitato di andare via l'anno scorso con sua sorella,
Sì, e per praticità, per non star troppo a fare trasformazioni eccetera, abbiamo fatto dormire Giovanni sul letto mansarda con noi e lei si è messa sul letto suo, perché tanto è lungo come quell'altri. Sì, se certo. era l'altro, Se era la panca più piccola, doveva dormire comunque dovevo no? trasformare la dinette e la mattina ritira su. Tra l'altro poi questo episodio che siamo andati l'ultimo weekend di prima di Natale, siamo andati, perché lei è originaria di Abruzzese, a trovare i loro parenti, per cui è venuta via la sorella, non sapendo che avevano posto sotto sequestro tutti i cavalcavia della 14 di Marche e Abruzzo, per cui in corrispondenza di ogni ponte, di ogni cavalcavia, c'è il restringimento di carreggiata. Incubo. Cioè noi siamo entrati in autostrada Civitanova Marche e io non ho neanche messo la sesta, perché lì già l'autostrada fa da 3 a 2 corsie, hanno fatto da 3 a 1. Ma un imbuso terribile, cioè per arrivare... E alla fine già quel periodo è un disastro e noi alla fine quando è stata l'ora di pranzo siamo andati all'autogrill, che ovviamente c'era la gente parcheggiata dalla corsia di emergenza, a fare la fila per comprare il panino Camoglia 6 euro di gomma. Noi abbiamo tirato il freno a mano, abbiamo cucinato, c'era la gente che ci guardava con gli occhi di fuori, ci guardava con gli occhi di fuori. Bagno nostro, tac, senza fermarsi e fare quelle file clamorose. Esatto, per andare al bagno, bravo Alessandro, esattamente questo. Noi abbiamo cucinato, chi è andato al bagno, chi ha fatto tutto e basta. Sì. No, ragazzi, purtroppo... Ci abbiamo messo tipo 7 ore a arrivare, però alla fine, al di là dello sbattimento... Però ce la siamo salvati, perché comunque sia i figli quando al bagno sono andati, e succede, perché non so i vostri, ma noi abbiamo fatto tutti i centri commerciali, supermercati, anche case degli amici, arrivati a cena a casa di un collega, entrati, tolta la giacca, mi scappa la cacca, cioè siamo andati ai bagni di chiunque, già il costo vale il prezzo del biglietto, già quello. Vero. Eugenio dice mi rispieghi il marchingegno. In realtà allora questo lui fa riferimento ad un nostro video dove in realtà l'abbiamo spiegato perché ritenevamo un oggetto utile da raccontare, ma non ce l'abbiamo di fatto. Era un oggetto che abbiamo preso in considerazione, che è il kit Speedy. Non so se lo conoscete. No. In pratica noi, al di là del fatto che abbiamo una scarsissima autonomia a causa dal punto di vista del water, a causa del numero degli occupanti e di conseguenza dei rifiuti organici. Nello specifico, insomma, si è capito. Un altro problema tecnico è che noi, avendo il bagno centrale posteriore, la cassetta è esattamente coperta dal portabiciclette, di una comodità, per cui le alternative quali erano? Alzare il portabici. Abbiamo un amico con la soluzione stessa, ha il portabici più alto e deve scaricare le bici con lo scaleandrino, con lo scaletto. E non è comodo. No. Ci sarebbe il portabici della Fiamma che si alza e si abbassa, che costa 800 euro. Solo. Ma sì. Ecco. Una cosetta. Perché la scomodità qual è? È che noi all'atto pratico spesso diciamo, se non sono sicuro di usare le biciclette non me le porto, perché se no è una bega, sta tirare giù, con dietro la cassetta, anche perché molto spesso immagino la gente, voi come tutti, prima di uscire vai al camper service, scarichi le grigie e scarichi la cassetta. Io se ho le biciclette non lo posso fare. Oddio, perché ho le cassette dietro. Allora che faccio? Prima di caricare le biciclette, prendo la cassetta, a piedi vado a svuotarla, torno indietro, monto le biciclette, faccio salire tutti e poi vado a scaricare le grigie. E puntualmente qualcuno mi arriva sul bagno un'altra volta. Almeno è sempre piena, no? È normale, sì. Questa è una problema. Al che abbiamo... quale potrebbe essere una soluzione? Abbiamo trovato questo che si chiama Kit Speedy. In pratica... aggiunge un sistema che è come quello del nautico, ossia si monta un serbatoio di un nautico sotto la cassetta e ci si mette una sorta di slitta con una ghigliottina, cioè tu riempi comunque la tua cassetta e poi
decidi che faccio, scarico la cassetta a mano oppure la sverso dentro al nautico, a questo serbatoio. Per cui se ho la possibilità uso il nautico e quando vado lo scarico, se no se sono al limite non posso scaricare uso la cassetta la vecchia. È come avere, non è un kit di trasformazione cassetta a nautico, ma avere tutte e due. Sì. Tutte e due. E questo era ecco il sunto. Io pensavo invece che Kit Speedy fosse una busta di plastica. Sono sincero, non l'avevo mai sentito dire Kit Speedy, scusami, io pensavo fosse una busta di plastica. Hanno fatto vedere anche il VC a secco, cioè senza energia elettrica, senza acqua. Praticamente c'ha 2 contenitori. Il principio è quello. Il vasino. Sì. Io lo vendo. Abbiamo detto che a st'ora se possono dire le cose come stanno. Sì, è questa caghi su una busta e è così. È capitata. Oh ragazzi, guarda che c'è chi è andato a giro con la busta sotto il culo attaccata. Io l'ho visto di e poi funziona sempre alla fine alle brutte. No, alle brutte dai, quello è sicuro. A me l'importante è che poi la busta è bella piena, la butti in cosa, non che la lasci in metà strada. Ma scusa Beppe, ma una cosa, sì. Ma va nell'organico o nell'indifferenziato? No, l'indifferenziato. Se recupera nulla. Dipende che t'ha mangiata, capito? Ale, e te, allora, è una cosa, o ci presti Stefania da Bologna che ci fa da regia, se no sempre il dito è la regia, guarda, sempre questo. Tutto con questo. Però il suo, no, il suo. Vieni qua. Aspetta che c'è un po' di tosse, mi si secca la gola. Ci vuole un goccino. Io noi l'abbiamo finita. Vi saluto, vado di là perché c'è un ragazzino che... C'è Sara che dice non vorrei mica andare a dormire. Io no, ci vorrei provare a mettere il fio, ma secondo me è lui che mette a letto me. Probabile. C'ho sta sensazione perché proprio non ne voglio sentire andare a dormire. Io sto sentendo silenzio, che le cose sono due: o dormono tutti o mi prendono per il culo. Potrebbe anche essere la seconda. Potrebbe. No, comunque ragazzi, a parte gli scherzi, già 2 ore di live, sicché approfitto, visto che fanno gli auguri, io sono reduce giovedì sera, sono tornato tardissimo alle 9, sono uscito alle 9:10 dall'ufficio, perché c'era un evento che solitamente si svolge di persona, che è stato fatto per ovvie ragioni in live, e c'erano oltre 100 persone collegate, e dall'azienda avevano mandato su ogni sede calici e bottiglia, per cui tutti insieme in live si è visto il reticolato di tutte le persone collegate a stappare insieme. Questa azienda è negata, però si potrebbe pensare per Capodanno, visto che tanto tutti siamo bloccati, siamo tutti in zona rossa, si potrebbe fare un mega collegamento di tutti. Ci si collega tutti quanti e ci si scambia gli auguri alla fine. Non sarebbe mai. Potrebbe essere un augurio virtuale. Tanto siamo tutti a casa. Però mettiamoci la mascherina, se no l'assemblamento. Però se siete con più persone a casa, nascondeteli. Perché se no ci arrivano subito le segnalazioni. Quello è vero, I bambini che sono a letto. Andrea, ma le luci che ha sull'albero di Natale le rubate sul campo di Beppe. No, perché sarebbero state fucsia. Le mie sono fucsia. Vai. Sbaglia. Via ragazzi, io vi mando grazie mille e ci sentiamo presto, dai. Grazie mille. Ciao. Buonanotte, grazie se stavano noi. Chissà se ci riesco. Provaci. Ciccio, andiamo sul lettone. Qui Ale ci dice questa cosa. Ciccio, vieni con me. Ciccio. Ecco appunto. Ma 70.000 euro. Andiamo sul lettone. Ma poi secondo te, se io avessi 70.000 euro, gli direi a loro? Non c'ha la trazione posteriore, non c'ho il gemellato. Mi sa che mi tengo il mio. Già. Non c'ha le infiltrazioni. Mettiamolo così. Ci sto, Ale, ma cambiate l'aveva scritto, guarda. Ha usato 80.000 euro, ecco. già, io sono avanti, scusami.
Qui Ale ci dice: ragazzi, state pronti che faremo live tutti insieme a Natale e Capodanno. Perfetto. Qui siamo, Bene. guarda. Lo sfondo è sempre questo. Sì, c'è Purtroppo problema. è sempre questo. Dai, non devo andare. Io per Natale Abbiamo voglio già- un Ricchetto. Ci dice: non puoi andare. Abbiamo già Armando e sbraiando. Perfetto. A posto. Perfetto. Però una cosa, ma l'ultimo dell'anno, il conto alla rovescia, lo facciamo alle 10 la sera o a mezzanotte? Perché per Conte è alle 10 la sera. Per Conte. Per Conte, che lui festeggia alle 10, non a mezzanotte. Probabilmente ha visto troppe volte il film di Fantozzi. Sì, mi sa. Ti ricordi? Allora, c'era Conte festeggia alle 10 e noi gli l'orchestra a Mario mezzanotte. Canello, te lo Sì, ricordate? Cioè, la serata dopo gli ha fatto fare il Capodanno alle 10. Sì. Ah, 70.000 euro usato. Scusa, sì. Onesto. Stefano 74, Ricchetto, vieni da me, si fa una festa. E quanti siete? Quanti siete? Potete muovervi in due per aggiungere una limitazione, più di due no. Appunto. Ora io non so Stefano 74 da dove l'è, però io aspetto che arrivi la moglie a tornare al lavoro e si fa i voti. Vabbè, a mezzanotte. Ho scritto al codice fiscale, sì, perché ho scritto sbraiando. Sì. Va bene, Ale, si è capito, ragazzi. Non c'è problemi. Dani sarà in servizio. A Pistoia, ma senti? Sì, che insomma ci sa. Ma come fa poi alle 10 devo stare a casa? prima. Fai 3-2-1 alle 8 la sera via. e poi arrivi alle via. 10 a casa e sei a posto. Certo, esco dal lavoro alle 7. Sì. Volendo si può fare. Potresti anche tappare lo spumante mentre viaggi, capito? Cioè, non è volendo sì. Vantaggio. Volendo sì. E io e Beppe ce la fa l'ultimo anno insieme. Si è detto, siamo gialli, in regione, Dubischeri, Toscani, cioè, ci troviamo, invece... Conte l'ha fatta apposta, capito? No, ascoltami, come ha detto qualcuno, per non far nomi, perché sai, comunque siamo su YouTube e tutto, a qualcuno in generale, gli hanno trombato la moglie. Qualche toscano ha trombato la moglie, perché siamo stati gli unici stronzi a 3 giorni di giallo, ora 3. Poi però vabbè, lasciamo fare. sono belli. No, va. Allora, sì, spostiamo come Fantozzi. Sì. Ragazzi, penso sia allora, dopo 2 ore e 07. Sì, abbiamo... Allora, bisogna fare una cosa. Bisogna trovare il modo che la live si stoppi da sé, perché se no non si stoppa noi. Ma queste live sono partiti con una live cazzeggiando in zona rossa e siamo ancora in zona rossa e siamo a cazzeggiare comunque, però no, non a cazzeggiare, fortuna, però stanno diventando sempre più belle, ragazzi, perché abbiamo sempre persone, sempre amici nuovi e ci fa davvero molto piacere. Guarda, anche oggi abbiamo visto sicuramente, appunto, grazie a Matteo, come appunto già detto prima, tantissime persone nuove. Questo ci fa davvero molto piacere. Ci auguriamo che continuate a credere in noi, a seguirci. Come appunto ha detto Matteo, siamo 2 aggeggioni, sicché i nostri canali parlano più che altro del fare a te. Chi non è iscritto, appunto, ma non ci credo, a 5 in camper, anche loro facciano lo stesso e ci fa. Speriamo di rivedervi nelle prossime live. Ragazzi, una cosa, cioè, per chi non è iscritto ai canali, iscrivetevi a tutti e 3. Sì. Guarda, per chi non è iscritto su Facebook, per chi non è iscritto su Facebook, c'è il gruppo Arcadia on the Road, il gruppo 5 in camper, la pagina 5 in camper, il gruppo Iberchetto, che è il canale mio di Beppe su Facebook, che siamo riusciti a accoppiare, che è andato nuovo,
E poi non lo so, cioè scriveteci, troviamoci, facciamo baldoria appena si può, perché come ha detto prima Matte, non c'è concorrenza in queste cose sui canali, No, anzi assolutamente. è bello la condivisione, sicché se un domani ci si potrà trovare bere una birra tutti insieme davanti anche a un bel fuoco dove io braccio, ma anche una sangria, ma anche una bella sangria, non ci sta male. Ma guarda, c'è una fama tua sulla sangria notevole, insomma. Vorrei che non rimanesse tale, insomma. È di Simone, della moglie. Sì. Io al massimo gli posso sbucciare le mele. Vabbè, tutto serve. Se il risultato è questo. Ragazzi, dai, allora vi salutiamo davvero, come abbiamo aperto, seguirci reciprocamente, c'è spazio per tutti possono vedere i video di tutti quanti, perché non c'è tifoseria, non c'è nulla, e eccoci. Bene. Sì. Giusto, anche lo spritz di Elisa. Va tutto bene. Va tutto bene. Basta bene. Basta bere, ma anche acqua, ragazzi. L'acqua ogni tanto fa bene perché ripulisce un attimo fra un alcol e l'altro. L'acqua, mettiamo le pensionini, andiamo! No, l'acqua a tutti i raduni a quei pochi raduni si è fatto, il giorno dopo è sempre servito. Per fare colazione la mattina. No, per fare la e c'avevi la bocca. Io dopo Bologna 3 giorni in Sardegna con la bocca impastata, da quanto sarà diciamo mangiato, dai, non è vero. No, però, ragazzi, vi salutiamo, è stato bellissimo, è stato bello, grazie mille di essere stati grazie dell'invito che avete pensato a noi, e grazie mille Matteo, appunto, di essere stato sempre disponibile. Grazie mille. Matti, per adesso rimani là, che noi chiudiamo. Ciao, ragazzi, buonanotte a tutti, ciao belli, alla prossima. Buonanotte.